dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento. Dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore d'un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo un'oggi che non va, dopo tanta vanità, e nessuno che ti dà niente per niente. Dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a te, com'è bello ritrovarti accanto a me. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore, un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo, ci sarà una storia d'amore d'un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo. Chissà cosa ci sarà dietro l'angolo per noi. Questa mattina ne parleremo con un ospite graditissimo che è ritornato a trovarci, che è Gianluca Forcolin, assessore al bilancio a San Donà di Piave. Buongiorno, buongiorno assessore. Buongiorno, ciao Mirella e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. L'abbiamo lasciata come presidente del Casinò di Venezia, la ritroviamo come assessore al bilancio di San Donà di Piave, ma soprattutto si è avvicinato a Tosi. Ecco, come mai questa scelta? Lei che ha fatto un passaggio molto importante in regione, vicepresidente della regione, poi qualcuno forse non ha aggredito i voti che riusciva a prendere con la sua presenza e naturalmente è arrivato lo sgambetto che per qualcun altro non è arrivato, ma per lei è arrivato dritto e fuso. Mi scusi se glielo dico, ma è giusto dire anche quello che almeno è quello che sappiamo. Dopo se lei ha fatto qualcosa, Forcolin, la prego assessore di dircelo. Prego. No, grazie Mirella, grazie anche per la schiettezza che ti contraddistingue ovviamente, perché come si suol dire non hai peli sulla lingua e quello che bisogna dirlo lo dici sempre con molta semplicità, ma insomma che sia comprensibile a tutti. Beh, non è stata una scelta ovviamente semplice, perché dopo 30 anni di Lega, io sono nato in Lega e ho fatto 30 anni di militanza, quindi è la mia seconda pelle politicamente parlando ovviamente, però come hai ben detto ci sono delle situazioni e dei tempi nei quali poi tu devi capire se sei un ospite gradito o non gradito, e se la tua attività politica magari indispettisce o può aver creato qualche invidia da parte di qualcuno e quindi c'è una sorta di boicottaggio per metterti da parte,
io prendo atto di questo, ho aspettato 3 anni, ricordo che i fatti che tu citavi risalgono all'agosto del 2020 e quindi credo di essere stato sufficientemente paziente su qualcosa che non è mai stato commesso, su qualcosa che non è mai stato considerato assolutamente illegale o comunque un reato, perché qualora fosse stato sarei stato il primo ad essere uscito direttamente, ma si trattava di fatto di uno sgambetto, l'hai detto bene, uno sgambetto. E quindi quando Flavio Tosi l'estate scorsa mi ha fatto questa proposta di dire occupati del Veneto orientale per la ripresa di Forza Italia nel post anche Berlusconi, il compianto presidente Berlusconi, e soprattutto su un lavoro di territorio, perché più di casacca è di territorio, di stare in mezzo alla mia gente. Io questo ho sempre fatto nei miei ruoli politici che ho rivestito da sindaco di Musile prima, parlamentare o vicepresidente della regione. Quello che mi ha sempre contraddistinto e mi è sempre piaciuto è quello di rimanere in mezzo alla mia gente e quindi là volevo rimanere. E la proposta che è stata fatta, che è quella di rilanciare anche l'azione amministrativa, politica, territoriale, in vista anche di un post Zaia che sarà inevitabile, è altrettanto inevitabile, con una platea e una prateria di consenso che si prende sulla persona prima che sulla bandiera, e i veneti lo sanno bene di cosa sto parlando, e quindi la buona amministrazione parte dai territori, dalle persone che si riescono quindi a intercettare e a dialogare con una certa anche franchezza e semplicità. È quello che piace fare a me, e quindi ho visto che davanti c'è una prospettiva importante, soprattutto perché oggi non condivido neanche più quella che è la linea di una Lega che secondo me ha preso un po' qualche deriva particolare. A oggi un segretario politico come Matteo Salvini, che nasce da secessionista, federalista, autonomista, e oggi ha come core business, punto principale della sua attività, il ponte sullo stretto di Messina, io qualche domanda me la farei. Lo stesso segretario che perde il consenso della nostra piccola media impresa, dei nostri artigiani, dei nostri bottegai, di quelle persone che avevano visto nella Lega come il sindacato del Nord, quindi un voto sicuro in cassaforte, perché che se ne dica è comunque un rappresentante che difende il territorio. Io ho visto perdere anche questo tipo di mordente, perché ci sono delle contraddizioni troppo evidenti e troppo importanti, tant'è che ho fatto perfino una considerazione del dire forse a questo punto è più autonomista Tajani che lo stesso Salvini, perché non credo voglia il bene dei veneti, e lo ha sempre dimostrato. Dal referendum per l'autonomia ad oggi si è sempre buttato in là la palla, ma di fatto i veneti sono sempre scomodi, soprattutto all'asse lombardo, e lui, non dimentichiamolo, è un asse lombardo che sul Veneto vorrebbe avere il predominio, ma non sicuramente lasciare spazio a questi territori. Per cui per me è anche finito quel tipo di rapporto, e credo che la Lega debba fare anche una seria autocritica all'interno del proprio movimento. So che la sta facendo, e vediamo la stampa quotidianamente con i vari Marcato piuttosto che Bottacin, piuttosto che Caner, eccetera, evidenziando che non è più quella di una volta. Questo mi sembra evidente, per cui io voglio guardare avanti e voglio guardare soprattutto ai miei territori, a chi mi conosce, a chi mi dà il consenso, a chi mi vota, che non vota Forcolin Forza Italia, Forcolin Lega, vota Forcolin, punto, vota Gianluca. Però Forcolin, quello che a qualcuno magari si chiede a casa è come mai Forza Italia e non Fratelli d'Italia, che è il partito trainante, il partito di Giorgia Meloni, che è quello veramente che è riuscito ad avere dei numeri incredibili. Qui nel nord-est è arrivato il Tevere e il Piave sta scendendo invece, ma molto molto lentamente. Cosa dice? Come mai? Ma io credo di essere sempre stato, Mirella, un politico di centro moderato, quindi qualcuno potrebbe dire un democristiano prestato alla Lega, nel senso che istituzionalmente di centro moderato. Ho l'impressione che mi sono state fatte delle proposte in questi anni, ovviamente, di entrare anche in Fratelli d'Italia, però per quello che rappresento e che vuole essere la mia sfida, oggi potrei anche quasi dire troppo comodo saltare sul carro dei vincitori, che sono quelli che oggi sono al 30%, e quindi vado in Fratelli d'Italia. Ma vado in Fratelli d'Italia perché? Poi devo farmi una domanda, no? Se io sono comunque e rimango autonomista convinto e vado in Fratelli d'Italia, che oggi rappresenta il centralismo assoluto, perché sappiamo insomma che Fratelli d'Italia rappresenta comunque il centralismo. Io sono nato quando la Lega urlava Roma ladrona,
ovviamente non Roma dei romani, ma il centralismo romano. Oggi andare in un partito che vede come il centralismo assolutamente il core business e quindi l'azione principale del governo, un po' mi stava stretto. Quindi nulla di particolare con gli amici di Fratelli d'Italia, che anzi stanno dimostrando in alcuni versanti di amministrare e di fare il loro dovere, però mi sento più dall'ex leghista, uomo di centro, più legato al territorio, di rimanere in un partito che è in quel campo d'azione. E come mi viene spesso da ribadire, oggi abbiamo mai come in questo periodo abbiamo un'azione dove la sinistra è spostata a sinistra con la Schlein, quindi sono in una situazione anche imbarazzante tra di loro, perché ovviamente c'è un'anima centrista del PD e un'anima proprio di sinistra, e loro oggi sono spostati a sinistra, e un centrodestra che oggi ha come azionista principale Fratelli d'Italia, quindi la parte più di destra. Io credo che l'italiano medio sia un moderato di centro, e quindi al centro ci sia una prateria sulla quale lavorare, sulla quale produrre risultati, ma si fanno con la credibilità, con le persone che si mettono a disposizione, le persone per bene, e da qua potremmo costruire non solo con Forza Italia ma anche con qualche gruppo civico che non vuole magari oggi tesserarsi o connotarsi con una bandiera, ma di lavorare per un centro moderato che possa essere un importante traino per le future sfide, che sono quelle delle europee già in aprile e maggio della primavera prossima, poi per il ritorno delle province e città metropolitane elettive. Anche quindi là, anche appunto, là il nuovo presidente sarà eletto dai cittadini, si spera, finalmente Mirella, anche la Mirella dice finalmente. Però Forcolin, una cosa che vorrei chiedere, che ce la domandiamo in tanti. Allora, la Lega Nord era Liga Veneta, partita qua del Veneto e proprio a Treviso. Certo. Con dei cavalli anche molto tosti, ricordiamo Gobbo, tanto per citarne uno. Però non è mai riuscita a fare quel salto di essere il direttore d'orchestra, nel senso che è arrivato il milanese, l'ho detto prima, e si è mangiato il Veneto, nel senso che era lui che rappresentava il Veneto, dove era nata la Liga Veneta, diventata poi Lega Nord. Allora, adesso ancora continuiamo a domandarci, ma come mai continua a comandare la Lombardia in Veneto, dove... E sto parlando ai leghisti naturalmente, quelli della prima ora, come è stato per 30 anni Forcolin. Come mai non si è mai riusciti ad essere i veri capi, anche se naturalmente poltrone importanti sono state occupate, per carità, però non si è mai, lo scettro c'era sempre avuto la Lombardia, che continua, anche se non più quei numeri di una volta, perché molti leghisti hanno cambiato casacca perché non si riscontrano più col nuovo segretario. Cosa è successo? Come mai questa storia? È successo che non hanno, perché devo parlare con la Lega, mai portato a casa il segretario federale veneto, come era giusto che fosse, per cui nel post Bossi, per esempio, che è stato il fondatore, quindi il leader indiscusso della Liga Veneta, Lega Lombarda e poi Lega Nord, c'è sempre stato comunque un predominio lombardo sui veneti, e quindi chi si è guadagnato lo scettro di buon amministratore o ha trovato il palcoscenico importante lo ha fatto con le proprie forze e con il proprio consenso, perché Luca Zaia non deve certo il suo successo o comunque quello che ha ottenuto grazie ai lombardi, lo ha ottenuto in Veneto lavorando coi veneti. Roberto Marcato della situazione lo ha fatto lavorando in mezzo al mercato rionale con Signora Maria e battendo sui temi importanti del Veneto. Quindi nessuno ha mai regalato nulla ai veneti, e l'hai detto bene, e questa possibilità di avere una leadership veneta all'interno della Lega Nord non è mai stata accolta, quindi questo è il nostro rammarico anche da ex leghista, con Giampaolo Gobbo che hai citato, ma con Gian Antonio D'Arè, con tutti quelli che hanno l'onorevole Dozzo, tutti quelli che hanno creato la Lega trevigiana soprattutto, che poi ha primeggiato, ma è stato un grosso problema e lo abbiamo visto nei successivi governi, nelle azioni politiche. Oggi c'è un governo Meloni. Quanti ministri abbiamo veneti? Allora, la fermo un secondo, Forcolin, perché saluto Cinzia Sasso, giornalista e ideatrice di Apri Moda. Buongiorno dottoressa. Quello che volevo chiedere a Cinzia Sasso, Apri Moda, ma perché noi
che abbiamo la città più bella del mondo che è Venezia, perché tutti ci invidiano, vengono tutto il mondo per visitarla. Se vogliamo veramente sponsorizzare un prodotto dobbiamo andare o a Milano o a Roma. Cinzia Sasso mi vuole spiegare che quando io arrivo a Venezia dico ma cosa c'è, che perché questa città bellissima che l'hanno perfino copiata in America, noi copiamo da loro, loro hanno copiato Venezia, non riusciamo a far sia parte quando c'è questo famoso festival del cinema, ma tutto là. Cosa mi dice Sasso? Perché questo? Ok, intanto vi saluto tutti, buongiorno. Poi mi sarebbe piaciuto intervenire anche alla tua discussione di prima, perché io abito a Milano, ma io sono veneziana, sono venetissima. E quindi avrei avuto anch'io delle cose da dire sul carattere dei Adesso lo dice, però lo dice, adesso le lasciamo lo spazio per dirlo perché ci interessa. Prego. Vabbè, ma insomma, a parte questo, sai cosa mi è venuto in mente su quel discorso che stavate facendo? Che la parola ciao è nata a Venezia e viene dalla parola schiavo. Allora, c'è un po' questa attitudine nei veneti a non essere protagonisti. Vero? Su questo io ragionerei, ma insomma scusate la deviazione, ma ripeto, siccome sono metà veneziana e oramai metà milanese, mi sento molto parte in causa. Allora, Apriti Moda non è un evento milanese, è nato da una veneziana, da una veneta, che si vive, perché ho lavorato qui molti anni, lavoro qui, che vive a Milano, ma insomma la testa è a Venezia. Allora, Apriti Moda l'abbiamo fatto, è un evento che succede una volta l'anno, 2 giorni, un weekend, in genere il terzo fine settimana del mese di ottobre, e racconta la moda italiana, che secondo me è un valore enorme, e dal dietro le porte, cioè apre le porte di tutti i luoghi dove nasce la moda, ma questo in tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli. E quindi, per esempio, il Veneto è una delle regioni più rappresentate. Quest'anno in Veneto c'erano 20 luoghi aperti, moltissimi nel Trevigiano. Il Trevigiano ha aperto le porte, si è fatta conoscere un'azienda meravigliosa, per esempio come HK, che fa quelle spazzole stupende e che è un luogo veramente dove entri e ti prendi il cuore. E Apriti Moda racconta queste storie di questi imprenditori, a volte piccoli, a volte molto grandi, perché c'è Armani e c'è, che ne so, attori che sono 2 fratelli veneziani che lavorano le perline, le conterie, quelle che una volta erano le conterie di Murano. E Apriti Moda, se vuoi, è un po' inventato un racconto di tutti questi luoghi, dove in ciascun luogo nasce un pezzetto di Italy e noi ti raccontiamo, le persone ti raccontano, imprenditori, lavoratori, e fanno a far nascere questi prodotti che fanno innamorare tutto il mondo. Eh sì, perché la creatività che abbiamo noi, poi veramente qualcuno può copiare ma non ce l'ha, noi ce l'abbiamo nel DNA, non c'è niente da fare. Ecco, è una cosa che veramente, io lo dico sempre, Sasso, che forse dovevano supportare molto di più i nostri artigiani, dovevano essere supportati, erano degli scrigni d'oro preziosissimi, proprio per questa creatività che dal nulla riuscivano e riescono, per fortuna qualcuno è rimasto, a creare qualcosa di meraviglioso. Ma io non posso andare in piazza San Marco, Sasso, e trovarmi i vetri cinesi e i merletti cinesi. Qualcuno doveva impedire perché abbiamo 2 passi, Burano e Murano, che sono con la canna a gas. Capisce che c'è qualcosa che non fa tornare nei nostri conti, non tornano, possono raccontarmela come vogliono, ma non ci tornano. Saremo anche un po', come si dice qua, i veneti, mi novò combatta, però abbiamo quello che ci devono lasciare è il lavoro e la creatività, questo non ce lo può togliere assolutamente nessuno, e soprattutto io punto molto sui giovani, io ci credo tantissimo e vedrete che ho ragione, perché se li lasciano lavorare e ascoltare, soprattutto che hanno le idee chiare su quello che vogliono, che fa bene a tutto il paese, no il business ma è un'altra cosa, forse arriveremo più lontano. Abbiamo Rinaldo proprio da Venezia. Ciao Rinaldo. Pronto? Rinaldo? Non lo sento. Allora Forcolin, come commenta le parole di
di questa creatrice, perché è anche ha creato un qualcosa unico, avete sentito? C'è questa meraviglia che si apre una volta all'anno, ma là puoi vedere veramente cos'è la moda, la creatività e anche un business, ma un business per il paese, però prego, per gli artigiani in genere. Certo, ma insomma, come è stato detto, intanto i veneti hanno una creatività che è impareggiabile e soprattutto non può essere copiata da cineserie di turno, ma l'abbiamo dimostrato in più occasioni, l'abbiamo dimostrato anche nella tenuta, posso dire, socio-economica della piccola e media impresa, perché la piccola e media impresa in Veneto riesce velocemente a rinnovarsi e a cambiare anche rotta a seconda di quelle che sono le esigenze del mercato in tempi assolutamente ridotti, e quindi è il nostro valore aggiunto, è sempre quello che ha salvato un po' le migliaia di partite IVA che abbiamo nel manifatturiero e logicamente nel Made in Italy, perché poi qua ci conoscono perché mangiamo bene, è il paese più bello del mondo, c'è un Made in Italy anche dal punto di vista dell'abbigliamento che è copiato e quindi ci sono bellezze che possono essere sposate assieme al territorio e assieme appunto a questa creatività, quindi è un connubio facile anche da vendere. Peccato, come è stato detto, che noi siamo bravi lavoratori ma non siamo bravi a vendere il nostro prodotto. In campo enogastronomico sentiamo parlare molto di più dello champagne piuttosto che i nostri vini o dei formaggi francesi, quando noi abbiamo magari delle eccellenze che sono diverse, ma siamo intenti a lavorare dalle 5 di mattina alle 11 di sera e quindi a produrre, a fare e poco a promuovere. Dovremmo essere molto più bravi a investire su questo tema, perché qualcun altro mediocre oggi sta vendendo prodotti mediocri rispetto ai nostri con risultati diversi. Ecco, è tornato Rinaldo, prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Buongiorno. Innanzitutto saluto Proccolin Buongiorno Rinaldo. e in più le davo, condivido le sue idee, hai fatto bene di avere Lega, dove essere un esempio. Io è marcato, comunque stiamo perdendo i pezzi migliori della Lega. Fanno andare al 30%, bisogna mandare via Salvini. Noi altri siamo in Liga Veneta, siamo veneti, siamo serenissima. E Lombardo, quando vedeva Lombardo Veneto, era sotto degli altri, sotto la nostra cappella, intanto che ci ricorda, Salvini che va a comandare a Milano, a casa sua del, ecco, e dopo quello che Dio fa Forcolini è un esempio per tutti i politici sani, perché stavano pochi anni e ha visto che non comoda, non gli interessava la carena e aveva tutto. Bravo per Forcolini, ti meriti la bella medaglia, perché ti sei onesto anche con le tue idee. Bravo. Grazie. Per quanto riguarda Venezia, va bene, è la prima pista che vedeva Venezia ancora nel Novecento era Roberto De Camerino, che era la prima che ha cominciato a esportare roba veneziana al mondo del mondo, ed era la prima nel mondo, forse il signore lo sa. E dopo i romani, quella mostra del cinema, il Clonegaro, Veltroni, e voleva portarla a Roma, a portarla via. Io non ho sentito neanche un intellettuale che si abbia indignato, fatto qualcosa, tutti i siti, addirittura gli era offerto da fare il giudice sul premio Campiero. Ma cosa sembra? Io era vergognato i veneziani. Salvini, voi comprate il nostro Salvini, Veltroni, portare. È la mostra del cinema Venezia, è la mostra del cinema veneziana, è nata 90 anni fa. Ma di cosa non dobbiamo parlare? Gli anni veneziani non avevamo bisogno di niente. Venezia, i casca, tutti come i caramelle, va bene? Perché, insomma, avevo 80 anni, mi ricordo benissimo, quando era la mostra del cinema, le prime, che ero figlio giovane, veniva lei Parù con 50 mugliere, 100 marine, e le fece, era tutto Parù. Dai, Mirella, bisogna adesso dare spazio ai giovani, perché vedo tanti giovani bravi. Perché, ma ci sa quante robe che vedete a Venezia?
di Venezia, che sia arte da Dai partito. Rinaldo, se no non va avanti. Va bene, ciao Mirella. Ciao Rinaldo, grazie infinite da buon veneziano. Vai dottoressa Sasso, sorride, ma devo fare così dottoressa, se no è un libro aperto ogni mattina il nostro Rinaldo, però ecco, fa piacere sentire, ecco, perché il popolo va ascoltato. Io sono convinta di questo, dottoressa Sasso, perché usiamo il buon senso. Quando parliamo poco, è vero, perché non c'è solo il profondo nord, il profondo sud, c'è anche il profondo nord e noi ci siamo tutti dentro, non c'è niente da dire, però quando parliamo usiamo la testa, il buon senso, lavoriamo, parliamo poco, però ci siamo. Il problema è che siamo poco ascoltati, tanto è vero che le poltrone prestigiose, delle volte io mi confronto, anche dico, ma chi lo ha messo questo su sta poltrona qua? Ma sa di cosa sto parlando? O è tutta da un'altra parte? Il problema nostro è questo, dottoressa, che non abbiamo le persone giuste nelle poltrone più importanti, perché è là che ci giochiamo il tutto, perché ormai la politica è arrivata a gamba tesa proprio dappertutto, ma soprattutto nella moda. Nella moda si sono accorti che questa moda funzionava, ecco, tutti la invidiavano e sono diventati tutte multinazionali. Hanno deposto le armi, l'ascia di guerra, e hanno venduto le aziende più prestigiose. Questo è successo perché si sono accorti che questa moda, questo designer, questa meraviglia funzionava alla grande. Cosa ne dice dottoressa Sasso? Mirella, intanto per piacere mi chiami Cinzia, io Va la bene, chiamavo Mirella. adesso la chiamo Cinzia, no, perché la mia famiglia do del tu sempre, cioè. Grazie Cinzia, gentilissima. Perfetto. Poi volevo dirti però che non sono molto d'accordo con te, mi sembri, sei molto arrabbiata e molto negativa. Mamma mia, di più. Io invece voglio dire due cose. Una, che ciascuno di noi potrebbe fare la sua piccola parte. Allora, io sono una giornalista, a un certo punto ho pensato che il valore del Made in Italy fosse una cosa enorme, che era qualcosa di meraviglioso, e che il problema era che, che pochi lo conoscevano, perché tutti conoscono Armani, ma pochi sanno che perché esiste Armani, esiste tutta una filiera di chi fa i tessuti più belli del mondo, degli artigiani che sono i più bravi del mondo, non sto esagerando, così è vero. Allora, ho messo in piedi questo progetto con poche amiche. Peraltro, scusate, ma tutte quelle le ragazze, le signore che lavorano con me sono venete, forse non è un caso, e ho messo in piedi questo progetto che racconta alle persone, perché è vero che bisogna essere forti, credere nella propria forza, ma bisogna conoscerla. Allora, l'idea di questo progetto è quella di far conoscere queste cose meravigliose che facciamo. Farle conoscere significa farle amare, significa che i giovani, invece che come fare tutti adesso i chef, perché se diventate moda, no? Che una volta ti facevi il cogo, ti geri un slip. Adesso vuol fare le chef e sei uno strafigo. Perfetto. Allora apriti moda nel suo piccolo, vorrebbe fare la stessa cosa con i mestieri legati alla filiera della moda, il tessile. Cioè farlo diventare una cosa fighissima, andare a fare i ricamatori, i tessitori, perché ci sono delle aziende, soprattutto mi viene in mente Bottoli, un bellissimo lanificio storico che sta a Vittorio Veneto. Allora, i proprietari dicono che lì una volta era una terra di tessiture, adesso è rimasta solo la loro, che è aperta nei giorni di Apriti Moda, si fa visitare la sua storia, e però non trovano più il personale. Ecco, io credo che conoscere questi luoghi, conoscere la bellezza che sanno ancora creare, significa far innamorare anche i giovani di questi mestieri e farli fare, farli appunto innamorare, farli diventare super fighi. Allora, sentiamo anche cosa dice la nostra Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, questa mattina ho sentito una notizia pervenuta dall'Unione Europea che impone il Veneto e la Puglia li vieta la coltivazione di grano e grano turco. Ma questa Europa cosa ci viene a imporre?
Perché dobbiamo non coltivare questi prodotti? E da quando è nata, non so, ho sempre visto, e anche sui campi, non è che impiantano sempre, che seminano ogni giorno o ogni anno il stesso prodotto, alternano, perché ho visto coltivare la colza, ho visto coltivare un anno il grano turco, un anno il frumento, ma è solo coltivazione, a parte che bisognerebbe avere uno dei coltivatori diretti per esporre questa domanda. Ma perché ci vengono a imporre Veneto e Puglia? Io, guarda, alle prossime votazioni europee non ci vado, perché tanto i nostri europarlamentari non si fanno sentire e non battono i pugni, come avevano detto. Grazie, arrivederci e buona giornata. E no Nadia, bisogna partecipare, ci mancherebbe altro, e cambiare, e la partecipazione serve a questo. Però io prima di andare in pubblicità volevo anche spiegare a Cinzia perché sono così. Perché io la scorsa settimana ho avuto le donne imprenditrici venete, la presidente delle donne imprenditrici venete, che ha fatto un appello proprio qui davanti alle telecamere dicendo: dobbiamo fare squadra, dobbiamo farci sentire, ci hanno isolato, non riusciamo ad andare avanti. Hanno fatto uno spot bellissimo che la prego di guardare perché veramente merita, ma non riescono a fare strada, perché se non sei appoggiato politicamente dai politici che adesso hanno in mano la situazione, non vai da nessuna parte. Allora capisci, Cinzia, che siccome io tutte le mattine ho imprenditori, pochi politici, e se ho sindaci o assessori, perché sono proprio il polso della situazione, ce l'hanno loro, sanno veramente il territorio di cosa ha bisogno e cosa servirebbe. Capisci che io, sentendo tutte queste persone meravigliose che cercano proprio di dare un contributo al nostro territorio per volare, vengono messe da parte. Allora capisci, Cinzia, che non si può andare avanti così, bisogna iniziare, non mi novò combatta, a combattere le cose che non vanno, a fare nomi e cognomi, a dire veramente che le persone per bene che noi abbiamo devono andare avanti, devono lavorare, devono avere la possibilità di respirare, non essere relegati in un angolo. Questo è quello che mi fa arrabbiare, ma lo provo nel sociale, Cinzia. Troviamo i morti a casa ancora nel 2023 perché nessuno si occupa di loro. Li troviamo nella scuola, questi ragazzi che non sono ascoltati, non fanno sport, non fanno niente, tutto chiuso a pagamento. Capisci, Cinzia, che non possiamo andare avanti così, che dobbiamo unire le forze per riuscire a far respirare questo meraviglioso territorio? Prego, Cinzia, poi andiamo in pubblicità. Mirella, io è una situazione che non conosco più perché effettivamente vivo qui da molti anni. Se è così brutta come dici tu, io però penso che ci sia una soluzione, che ciascuno di noi possa fare la propria piccola parte. E questo è sia, ok, andando a votare, ma anche proprio nella propria vita. E quello è quello che ciascuno può fare per cambiare le cose. È vero anche che abbiamo 7.000 associazioni di volontariato, 7.000 qua nel nostro territorio, però è anche vero che la burocrazia, con tutto quello che abbiamo fatto anche con la pandemia, che eravamo in prima linea, io un banco alimentare ne so qualcosa, ci hanno ucciso. Molti hanno lasciato il vero volontario, quello che veramente in tutti questi anni ha dato, e sono diversamente giovani quasi tutti, perché i giovani nel volontariato non ci sono o pochissimo, lo dicono le associazioni, se ne sono andati perché la burocrazia li ha uccisi. Allora Cinzia, capirai perché sono arrabbiata, anzi mi arrabbierò sempre di più. Pubblicità. È vero, la riforma del terzo settore ha ucciso migliaia di persone e associazioni.
siamo con Gianluca Forcolin, assessore al bilancio di San Donato di Piave, abbiamo collegata da Milano Cinzia Sasso, giornalista e ideatrice di Aprimoda. Allora, adesso abbiamo però un'altra telefonata, Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Buongiorno. Volevo dire alla dottoressa, ma perché non fate ritornare la moda alle donne di vestirsi da donna? Tutti in pantaloni, anche stracciati, che fanno veramente, veramente pietà. Non capisco perché tutte vanno a tagliare le ginocchia di pantaloni, tutti sfilacciati. Ma dov'è la donna adesso, dottoressa? Non è sparita la femminilità. Lei mi dà ragione o no in questo campo? Perché certe persone, guardandole dal di dietro, sembrano tutti maschi e invece sono delle belle ragazze. Di fare ancora questi tailleur, queste giacche, queste gonne, non capisco più niente. Adesso tutti in pantaloni. A parte io che non me li metto perché non posso neanche metterli. Però dottoressa, non capisco più niente. La moda di una volta, ma era bellissima, con questi abiti sfarzosi a metà gamba così d'estate. Niente, non c'è più niente di femminile, dottoressa. Non c'è più niente di femminile. La ringrazio. Allora, prima di rispondere alla nostra Giusy, vorrei anche chiedere alla regia di mandare le immagini che ci ha mandato Cinzia Sasso, che sono molto belle. Abbiamo visto anche Dolce & Gabbana. Adesso continuiamo a vedere le immagini e sentiamo anche Cinzia Sasso. Prego. Signora, io non credo che sia tanto questione di gonne o pantaloni, perché vediamo delle gonne che coprono appena l'inguine, e vediamo dei giubbini che sono tagliati sotto il seno e lasciano fuori tutta la pancia, quindi forse in quel caso sarebbe meglio avere un bel paio di pantaloni, non lo so. Ma credo che la differenza non sia tra gonne e pantaloni, ma sia tra buono e cattivo gusto. Esatto. Guarda, Allora, guarda Giusy cosa ti fa vedere Cinzia, guarda. Prego Cinzia. Ecco, pensate appunto, se tu fai un tuffo in questi luoghi, quello che state vedendo è Curiel per esempio a Milano, ma ripeto, nel Veneto ce n'erano 20 di aziende aperte meravigliose, impari che cos'è il buon gusto, e ripeto, non è il pantalone o la gonna, il buon gusto è proprio una cosa che poi a noi italiani viene facilissimo, perché siamo troppo bravi, ce l'abbiamo nel sangue, e quindi credo, ecco, io porto sempre i pantaloni, non ti arrabbiare, signora. Anch'io Cinzia, anch'io sempre, sto benissimo. Ma quello che volevo chiederti Cinzia, se sei a Milano, perché non vieni a Venezia? No, ma mi vengo sempre a Venezia. No, ma parlo con le tue donne, con le tue creative. Perché non vieni a Venezia? Ma noi siamo a Milano e lavoriamo da Milano, ma questa manifestazione, questa cosa la organizziamo nel Veneto. Io volevo farti una proposta. Siccome secondo me conoscere le cose significa appunto imparare molto, volerdi bene, perché non inviti nella tua trasmissione le aziende che ti racconto io, che partecipano a Aprimoda, che ciascuna ha una storia meravigliosa da raccontare. Ci sono aziende che sono nate nell'Ottocento e che vanno avanti ancora oggi, modernizzandosi, eccetera, anche continuando a raccontare l'incanto delle cose che sanno fare. E allora, visto che mi provochi, allora ti faccio vedere questo video che ho invitato questa meravigliosa designer. Guarda chi ho invitato, andiamo a vedere, Calandrino. Van Cleef è realizzata esclusivamente in tessuto Pencil Modal di Lenzing, una fibra di origine vegetale derivata principalmente da polpa di faggio ricavata da foreste del nord Europa, gestite in modo responsabile. Nata nel 2010, NVK Dayton propone linee di abbigliamento complete basate sulla filosofia dello slow fashion, come la durabilità del prodotto, la sua versatilità e la sua produzione locale, utilizzando filiere corte e certificate. Dalla materia prima, la fibra Pencil Modal di Lenzing, che viene prodotta in Austria e filata, tessuta e confezionata in Italia fino al capo finito. Il processo è semplice e lineare, perché utilizza un solo tessuto secondo un modello brevettato. La fattura della collezione
invenzione è Circular by Design. L'assenza di qualsiasi accessorio, bottoni, ganci o cerniere al di fuori del tessuto stesso rende i capi a basso impatto energetico, sia in fase di produzione che in fase di dismissione del prodotto, diventando così anche più facilmente riciclabile. NDK e Pencil Model sfilano ai fori imperiali. Sostenibilità, stile, comfort ed eleganza per un prodotto altamente innovativo e conforme alle nuove policy europee di sostenibilità. Ecco, questi abiti ricavati con dei filati che provengono dalla polpa dell'albero, filati naturalissimi. Allora io ce la metto tutta, però capisci Cinzia che quando poi ho queste donne imprenditrici qui, che vedi veramente che stanno cercando in tutte le mode per essere visibili, e mi arrabbio perché le abbiamo, non è che non le abbiamo, non è che dobbiamo andare in giro per il mondo a cercarle, le abbiamo qui perché questa è la patria degli artigiani, non c'è niente da fare, da nord a sud, da est a ovest, Forcolin. Ecco, dopo aver visto anche questo servizio meraviglioso che parla non solo di moda ma di sostenibilità. No, ma è tanto usato questo termine sostenibilità, insomma lo sentiamo mettere in ogni dialogo, in ogni dibattito politico, e poi vediamo che magari ci sono delle persone lungimiranti, capaci, illuminate come questa, perché ovviamente riesce a dare dei prodotti di eccellenza e magari non trova quello spazio, quell'appoggio. E allora torniamo a cosa? La meritocrazia non serve più a niente? Oppure non si conosce. Oppure non si conosce, quindi spero che ci sia anche dibattito, ma qua torniamo sempre sul peso specifico della politica, sugli aiuti, sul sostegno, sul mondo dell'artigianato, insomma sul far emergere questo tipo di eccellenze, perché anche chi non può o non ha capitali iniziali per poter emergere, ma ha buone idee, buone pratiche, possa emergere, possa avere la sua chance. Invece di fatto, se non hai l'appoggio di grandi aziende, se non hai l'appoggio politico, magari non riesci a far emergere insomma la tua qualità, la tua dote e la meritocrazia, che invece dovrebbe ritornare al centro dell'attenzione, perché veramente questa è sottostimata. La meritocrazia ormai non serve più a niente, no? Tu ti impegni, tu fai, però poi passano sempre gli altri e questo è deludente, è avvilente. Ho avuto anche un giovane, Stefano Pirollo, che fa le grandi supercar, e lui poveretto ha detto qui davanti al microfono, è un giovane che ce la sta mettendo tutta, però non ci supportano, vanno nelle grosse aziende, nei grossi nomi, e noi non ce la facciamo, ed è un peccato perché è un design numero uno, fa orologi, fa un po' di tutto, ma li ha fatti anche vedere, eppure fanno fatica a farsi strada perché il grande sponsor, ma questo vale anche per lo sport, però il grande nome viene dalla piccola società, perché una volta non era un grande nome, allora bisogna supportare Forcolì, le piccole società. Ritorniamo sempre però a monte, la politica, no? Certo. La politica sa che in Veneto, come l'hai detto bene tu, ci sono dei grandi, è la patria dei grandi artigiani, quelli che sanno inventare dalla sera alla mattina cose eccezionali, non copiabili in giro per il mondo. Ma se tu non hai un ministro delle attività produttive, non hai qualcuno che ha la governance all'interno del governo veneto per sponsorizzare, per mettere anche le giuste risorse, questi rimarranno sempre ai confini dell'impero, purtroppo. Parliamo della scarpa? Se vuoi fare la scarpa deve venire qua, qua da noi nel Veneto, non c'è niente da fare. Abbiamo Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire, no, io ho 72 anni adesso, no? Però quando avevo 11-12 anni andavo a imparare a fare la sarta. Ho imparato benissimo perché su 5-6 anni ho imparato insomma abbastanza, ecco. E adesso sono 16 anni che andavo a ballare e ogni volta che andavo a ballare avevo un vestitino e io me lo ricamavo e mettevo le perline di qua, i fiorellini ricamati nella roba l'altra, il pizzetto e questo e quello. E insomma mi piaceva da morire. Anche adesso ricamo appunto croce, ho fatto 2 borse ricamate 2 anni fa, un spettacolo. A me piace fare queste cose e mi piacerebbe che tante donne facessero anche loro, invece che vadano a bere il caffè tutte le mattine, bla bla bla, i stessi discorsi.
Grazie Mirella, grazie, questi sono molto chiara donne Mirella, che che non belli hanno però fare anche con questa trasmissione rivivere i ricordi. Ecco, quando ero giovane mi vestivo, Cinzia hai sentito, mi facevo il vestito, me lo ricamavo, mettevo la perlina, è bellissima perché è la creatività che tutti quanti, è vero, ce l'abbiamo. Prego Cinzia. Però volevo dirvi una cosa, grazie che mi fate intervenire, che nasce dall'esperienza di questo progetto di Apriti Moda. Allora, io nel Veneto ho fatto una fatica terribile a convincere le aziende a partecipare al progetto Apriti Moda. E ora i veneti, ascolta, posso dirlo, a volte mi pare dei succoni che fa da far paura, perché tu cerchi le aziende, non so, anche a Napoli, tutta la sartoria maschile ha partecipato, tutte le grandi sartorie, anche le piccole, che sono però delle eccellenze, quelli che fanno i guanti, quelli che fanno le scarpe, hanno aperto le loro porte alle visite. In Lombardia lo hanno fatto tutti, in Piemonte un sacco, in Toscana tantissimi, benissimo. Nel Veneto ce n'erano molti, ce n'erano, ripeto, 20 aziende che hanno aperto, ma io ne ho cercate molte di più di 20 e ho fatto una fatica spaventosa perché i veneti mi chiudevano la porta, erano chiusi, o non capivano il progetto o non avevano voglia, oppure diceva va a combattere. Ecco, quindi io, scusate, ma torno alla responsabilità personale. Questa non è che veniva solo il ministro, c'era un'occasione però personale tua di metterti in mostra, di essere orgoglioso del tuo lavoro, di farlo conoscere. È un'occasione che non hanno colto moltissime aziende alle quali ho proposto di partecipare, non hanno voluto partecipare. Speriamo che vedano la tua trasmissione e che la prossima volta siano invece più aperti. Senti Cinzia, ma scusami se apro questa parolina, e la Camera di Commercio e le associazioni di categoria dove le lasci? Perché se io non sono in grado come artigiano di promuovermi per tante cose, perché io lavoro e non ho tempo di dedicarmi a qualcos'altro, perché sai benissimo l'importanza di esserci in azienda, specialmente su certi lavori. Ma c'è qualcuno che dovrebbe promuovermi, che io mi sono associata, mi sono iscritta. Ma ti sembra che abbiano fatto questo qua nel Veneto in tutti questi anni? Ma ti sembra che abbiano fatto... Se ti dico che le donne imprenditrici, e ti farò, anzi mi piacerebbe metterti in contatto, perché sono veramente brave, giovani, con una voglia di fare incredibile, vengono qua a fare un appello, cerchiamo di fare rete, di unirci, di non farci la guerra, ma di crescere assieme. Ma ti sembra una cosa normale? Cinzia, io non do la colpa a quell'artigiana, io do la colpa a qualcun altro che doveva promuovere perché è pagato per quello, è stato messo lì per quello, visto che siamo veramente bravi, e doveva fare questo, supportare l'artigiano creativo. Abbiamo Stefania da Vicenza, vai Stefania. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Allora, volevo dire, io ho lavorato 30 anni in ditte di abbigliamento qua della mia zona, ditte grosse che avevano anche proprio lo spaccio, il negozio di vendita, cose belle, fine, diciamo che costavano anche. E noi ci hanno sempre insegnato a lavorare bene, a essere precise, a fare il lavoro con amore, proprio anche avere soddisfazione di fare il lavoro, no? Veramente quando dicono la moda italiana, ma la moda italiana però fatta in Italia, perché per risparmiare cosa hanno fatto? Hanno mandato fuori la produzione in Romania. Rientrava che dovevamo mettere a posto tutto perché era fatta malissimo e difatti dopo le ditte hanno chiuso, sono andate in fallimento perché la gente spende i soldi per un prodotto se è fatto bene. Si vede subito a colpo d'occhio se una cosa è fatta bene oppure è di serie, fatta sì, in qualche maniera, diciamo. La moda italiana è bella se è fatta in Italia, con la precisione delle persone che lavorano in Italia. Queste ditte, ti dico ditte grosse, hanno chiuso. Quando hanno cominciato a mandare fuori la produzione in Romania, il prodotto non era più quello. E la gente se ne accorge, non è disposta a pagare 300-400 euro per un capo che è fatto male. Occasioni ecco, volevo di dire, cerca che valorizzare. Parliamone?
Parliamone, che compriamo carni, si vendevano carni e cacchemire. Grazie, buona giornata. Parliamone, vogliamo parlarne anche di queste cose, di queste schifezze. Allora, Cinzia Sasso, il problema è quello che io cerco di fare con la mia trasmissione, che ha anche un grosso seguito, devo ringraziare telespettatori e telespettatrici, proprio per far capire le cose che non vanno, per migliorare, essere critiche ma costruttive. O sbaglio, Forcolini, poi sentiamo anche Cinzia Sasso, prego. No, ma questo ci serve anche e penso sia anche un buon banco per avere il termometro della situazione, perché Mirella tutti i giorni telefonano cittadini comuni che hanno lavorato anche qua, questo è interessante quello che ha detto Stefania, no? Ci hanno sempre insegnato da giovani, entrando in questi laboratori, di produrre, ma guardare alla qualità, guardare alla competenza e quindi di buttare fuori un prodotto che sia un'eccellenza veneta. Poi è chiaro che quando aumenta il prodotto è più facile dire quel capo là, se lo produco in Romania, nella Romania di turno, mi costa il 50% in meno, ho un costo del lavoro che è assolutamente ridotto a quello italiano e quindi ho un margine di guadagno maggiore. Ma cosa ho prodotto? Che ho perso qualità, sicuramente ho perso qualità, ho perso occupazione perché poi tutti i nostri laboratori, e ne avevamo veramente tanti, hanno chiuso malamente, i nostri imprenditori non hanno avuto fiducia, ma perché non hanno avuto neanche alle spalle qualcuno che li supportasse. Le banche non li hanno supportati di sicuro. La politica molte volte è rimasta lontana e quindi ha lasciato spazio all'imprenditore che guarda il business e quindi di andare dove c'è una produttività diversa, a scapito di cosa? Della qualità, come diceva Stefania, della qualità del prodotto, e quindi è chiaro che se devo spendere gli stessi soldi che spendo in Italia per un prodotto che ha una qualità scadente, ovviamente non sono stupido, e questo è un tema, un dibattito che Mirella fai bene ad approfondire, e quindi anche con la nostra ospite, ovviamente con Cinzia, è assolutamente importante capirlo, perché può produrre buone pratiche, insomma. Allora andiamo anche da Cinzia Sasso, però vorrei altre immagini, prego la regia di mandare le immagini che ci ha dato gentilmente Cinzia Sasso per far capire proprio il mondo che la circonda, dove lei sta cercando di parare. Prego Cinzia. Intanto sono molto felice se mi darai i contatti con le tue imprenditrici venete. Di sicuro? Sono occupata moltissimo di donne imprenditrici e quindi sono ben contenta di conoscere altre. Poi volevo dire che, a proposito della telefonata della signora, che ha perfettamente ragione sulla qualità dei prodotti. Io penso che vada rivalutata la parola lusso. Allora, lusso non è mangiare caviale. Lusso è prendersi il tempo per fare una bella pasta ai fagioli che ha bisogno di 4 ore di lavoro. Allora, questo trasportato nel tessile, nella moda, cosa vuol dire? Che lusso non vuol dire spendere più soldi e basta, vuol dire spendere più soldi per avere un capo che dura nel tempo, che per avere il maglione che non fa tutti i pelucchi dopo un lavaggio o che devi buttarlo via e cambiarlo, ma vuol dire avere qualcosa che ti va bene 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché la qualità è quella che conta, e io credo che il Made in Italy sia proprio questo, quindi è un concetto molto importante secondo me da diffondere e da far che diventi cultura comune, perché la moda, quella che si chiama fast fashion, e magliette che ti metti che costano a 5 euro, che quasi quasi costa meno buttarle via e comprarle nuove che lavarle, sono un disastro per l'ambiente, perché creano inquinamento, e anche per la cultura. Abbiamo Sandra da Treviso. Ciao Sandra, quante donne stamattina, vai, che bello, vai Sandra. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Ai tuoi ospiti. Una parola sul discorso della moda. Innanzitutto l'artigianalità, però questo in generale richiede tempo, richiede maestria e richiede molto tempo, perché le cose fatte bene hanno bisogno di tempo, come ci insegna la natura. Quando un artigiano si mette al lavoro deve prendere uno stipendio, magari anche mantenere la famiglia, quindi diciamo così la roba di qualità ovviamente per questo motivo costa, e guardando gli stipendi, come tu mi confermi Mirella, sono sempre meno accessibili le cose di qualità, ma non perché non si voglia comprarle e quindi dare diciamo così lustro e comunque far girare l'economia anche in Italia. Non si può, cioè non ci si arriva a comprare, che ne so, una giacca che costa, faccio un'ipotesi, 120 euro, che già per quello che dico io è già un prezzo, diciamo, non dico altissimo, però è un prezzo adeguato ai tessuti, alle fatture, eccetera.
Se uno non può, però deve comunque vestirsi e quindi magari si prende la giacca che costa 50, 25, 35, la moda di cui diceva la sua gentile ospite, che si fa più presto buttarla via che ripararla o magari si usura facilmente. Questo. Poi volevo rispondere alla signora che ha detto che ricamava, bravissime le donne d'altri tempi, diciamo così. Però oggi non c'è più il tempo purtroppo, anche avendo la passione per il ricamo o comunque per il manifatturiero che può essere, che ne so, fare a ferri, fare l'uncinetto, ricamare, farsi i vestiti, non c'è tempo, perché le donne devono lavorare, purtroppo devono lavorare per mantenere la famiglia e per i costi alti che ci sono, torniamo sempre lì. Quindi, come diceva il suo gentile ospite in presenza, è un discorso che deve venire dall'alto, noi non possiamo farci niente, nel senso possiamo sì contribuire, però fin là. Vi ringrazio, vi saluto. Grazie, Buona grazie giornata. Sandra, hai fatto bene a fare questa telefonata, a capire anche l'altra realtà e come mangia bene, bevi bene, ecco, cerca di operare dei prodotti buoni. Sì, prendo l'olio extravergine di oliva, costa 15 euro, ecco, neanche un litro. Capisce bene che è facile fare la predica dall'alto, mentre io tocco con mano anche oggi, mercoledì, col Banco Solidale, vedo l'anziano, il diversamente giovane, come lo chiamo io, che chiede, come vi dico sempre, il pacchettino di caffè perché non ha un centesimo. Capite bene che la situazione Cinzia Sasso qui da noi, anche qui è molto drammatica. Allora, Forcolin, per chiudere, però io vorrei proprio toccare il sociale. Purtroppo questa burocrazia, che lei è commercialista, poi oltretutto sa queste nuove disposizioni di legge che dobbiamo fare, però sono diventate di un oneroso incredibile. Prego. Io sono amareggiato per questa riforma che è stata fatta e lo dico prima da cittadino, poi da professionista anche del settore, perché seguo diverse associazioni, ma sono diventate l'associazione che va a curare o trasporta gli anziani per fare la visita medica piuttosto che la riabilitazione, quelli che hanno il furgoncino e quindi che stanno facendo delle operazioni importanti a tutela appunto di persone disagiate o che hanno più problemi e sono meno fortunate di noi, sono diventate delle SRL, sono diventate delle società. Tu devi presentare i bilanci, devi iscriverti al RUNS, tutta una serie di adempimenti, collocare i tuoi collaboratori quasi come come dipendenti, ma se io vengo 2 ore al giorno a dedicare il mio tempo per chi è meno fortunato, non puoi vessarmi di burocrazia che mi fai chiudere i battenti e quindi fai chiudere quel patrimonio, perché è patrimonio del territorio, un'associazione, perché sono fortunati i sindaci, gli amministratori. Io sono anche assessore alle associazioni e ne ricevo tutti i giorni, fortunatamente a San Donà di Piave ne abbiamo tante e sono da elogiare tutte, perché mettono a disposizione il loro tempo prezioso a servizio di chi è meno fortunato. Non puoi vessarli o metterli nelle condizioni di togliere anche quel piccolo patrimonio, quella piccola disponibilità che hanno raccolto grazie alle elargizioni, iniziative, di tutto e di più, e poi portarli a chi? Al consulente, perché dobbiamo mantenere la burocrazia e perdiamo invece il vero business o core business, l'oggetto sociale dello statuto di quell'associazione, che è quella di aiutare il prossimo. Allora io avanzo 1.000 euro, invece di darli o portarli a fare una gita, dargli, gratificarli come fai te con il tuo banco alimentare, con la tua associazione, e invece cosa facciamo? Li buttiamo nella burocrazia. Questa moltiplicata n volte in Veneto, dove Zaia più volte possibile dice siamo fortunati perché un Veneto su 5 ci dedica al volontariato, vuol dire uccidere un patrimonio. E vuol dire mettere in difficoltà anche la macchina amministrativa, che è un cuore freddo e ha solo a disposizione qualche risorsa o qualche concessione o agevolazione. Ma i veri artefici di tutto questo sono i volontari, quelli che hanno il cuore pulsante, hanno la passione, hanno la voglia di far sorridere chi oggi il sorriso purtroppo lo ha perso. E questa burocrazia sta uccidendo un patrimonio sociale importantissimo, per cui io spero ci sia anche una controriforma o una miglioria in questo senso, perché dal punto di vista economico-finanziario abbiamo ucciso veramente questo grande patrimonio veneto, e non solo veneto, perché spero sia italiano, ma io conosco bene quello veneto, e in questo senso la riforma non ha aiutato. Ma parlo di sociale, ma posso parlare anche di attività sportive, perché poi è volontariato anche chi va banalmente col pulmino a portare i nostri ragazzini a fare gli allenamenti, no? Diventa dipendente. E diventa dipendente, ma io posso diventare dipendente perché metto a disposizione, sono pensionato
pensionato, metto a disposizione 2 ore al giorno, divento dipendente, mi fanno il cococò, mi fanno un cedolino che va a sommarsi anche sulla mia pensione e magari devo pagarci anche un conguaglio, cioè siamo alla follia. Allora ringrazio Gianluca Forcolin, assessore al bilancio di San Donà di Piave, ringrazio Cinzia Sasso, giornalista e ideatrice di Apriti Moda, grazie, la metterò in contatto con queste donne sperando di avere un po' di fortuna perché veramente bisogna fare squadra e fare più sinergie. Grazie, buona giornata, pubblicità. Grazie a voi. Altre 2 ospiti molto importanti, altre 2 donne, Elena Mezzalira, sindaco di Rosà, primo mandato Lega, sindaco o sindaca, poi glielo chiederemo. Abbiamo anche collegata la professoressa Francesca Mondin, dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Statale Riccati Luzzati a Treviso. Grazie professoressa di essere qui anche lei. Io voglio parlare di giovani, perché i giovani sono la nostra risorsa e forse dobbiamo ascoltarli di più. Allora, partirei proprio da lei, professoressa Mondin. Come sono i giovani? Ecco, lei tutte le mattine penso, e adesso cosa capiterà? Cosa vedrò? Io penso invece che ci sono degli esempi bellissimi, che forse vediamo poco, ma ci sono, perché naturalmente il cattivo esempio fa più scoop, ha più visibilità. Cosa ci dice? Come sono questi giovani, professoressa? Beh, io credo che siano la nostra grande risorsa, il nostro futuro. I ragazzi oggi hanno bisogno a volte di fare gesti, di avere comportamenti, come posso dire così, di richiamo, di attenzione, cercano di richiamare l'attenzione, ma come diceva lei sono pochi i casi e anche abbiamo così rilevato nell'ultimo periodo che c'è anche un bisogno da parte però del gruppo di stigmatizzare certi comportamenti e di isolarli in un certo modo, ma non con la modalità, diciamo così, punitiva, quanto piuttosto con una modalità di collaborazione all'interno del gruppo, per cui chi si rende conto che l'altro sbaglia glielo suggerisce, lo accompagna nel cambiare modo di fare, quindi anche in un senso abbastanza positivo. Dopodiché sì, c'è il grandissimo impegno che hanno molti di questi ragazzi nello sport, nel volontariato, nelle attività che noi promuoviamo anche a scuola. Faccio presente, abbiamo appena terminato a Treviso il Festival della Statistica. I nostri ragazzi un po' alla volta, pian pianino, hanno scalato le vette delle Olimpiadi di statistica e per esempio l'anno scorso i ragazzi sono arrivati secondi alle Olimpiadi europee. Questo perché? Perché hanno lavorato in squadra, hanno fatto un lavoro insieme ai loro docenti e tra di loro in squadra e questo insomma voglio dire ci fa ben vedere di quello che può essere il futuro che ci prospettano i nostri ragazzi, insomma, ecco. Professoressa, forse anche dobbiamo ascoltarli di più perché la scuola a quelle ore dove le dedica a questo ragazzo, anzi io dico sempre che dobbiamo ringraziare questi dirigenti, questi insegnanti per il lavoro incredibile che stanno facendo, ritrovandosi avere dei ragazzi con delle famiglie che non si riesce più a capire se sono famiglie o se sono qualcos'altro. Poi sentire le prediche proprio da certe persone, capisce professoressa che questi ragazzi, siccome sanno benissimo qual è la verità, fanno fatica a credere in qualcosa di positivo, però loro hanno la speranza, ecco, la speranza di riuscire a cambiare questo paese, questo mondo, tanto è vero che sono gli unici che sfilano, che sono gli unici che ci mettono la faccia, per carità qualche volta magari nella maniera sbagliata per qualcuno, però loro scendono nelle piazze e ci mettono la faccia per un bene comune, attenzione, per un bene comune. Ecco, questo andrebbe di più valorizzato o sbaglio, professoressa? Allora, qua dipende anche un po' da strategie che possono essere messe in atto a livello di singolo istituto, di singola scuola. Allora, i ragazzi nostri sono ragazzini che al primo biennio arrivano, cominciano a capire l'ambiente, le situazioni, poi dopo, dalla terza in poi, sono ragazzi che partecipano attivamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se hanno dei problemi scrivono ai loro docenti, anche in autonomia senza i genitori.
e a volte questo intanto rende la comunicazione più veloce e efficace. In seconda battuta fa sì anche che loro si responsabilizzino. Allora io oggi no, perché sto parlando con voi, ma di norma ho sempre la mia porta aperta. Perché? Perché ho piacere che i ragazzi possano bussare e dirmi che hanno un bisogno, che hanno un'idea, che vogliono portare delle, come posso dire, la loro voce all'interno dell'istituto. L'istituto è anche per loro, noi abbiamo quasi 1400 allievi, lei capisce che devono poter dire anche loro la loro, soprattutto. Allora, se lo fanno in maniera positiva, ben venga, se invece vanno aiutati a sviluppare il loro pensiero in maniera più corretta, ecco che entra in gioco il nostro ruolo, che è quello di insegnare come si parla, come si dicono le cose, come si chiedono, come si ottengono. Ecco. Senta professoressa, come mai mancano i giovani nel mondo del volontariato e specialmente io ho tantissime associazioni proprio trevigiane, anche a Treviso soprattutto, che non riescono ad avere questi giovani? Perché poi se io parlo con loro, noi li intervistiamo, loro vorrebbero anche essere intrigati, ma non ci conoscono, dicono che non ci conoscono, raccontano una bugia, sono pigri, non hanno voglia di impegnarsi. Io non ci credo però, perché vedo che c'è la buona fede. Forse non riusciamo a trasmettere quello che veramente siamo e forse farli diventare loro i protagonisti, intrigarli. Cosa dice, prof? Allora, io devo dire la verità, all'interno dell'istituto per esempio noi abbiamo un'attività che è puro volontariato. In che senso? Ci sono degli studenti, di solito sono gli studenti più grandi del terzo, quarto e quinto anno, che si attivano facendo degli sportelli per i loro compagni più piccoli. Quindi vengono a scuola oppure si collegano appunto attraverso lo schermo e fanno ripetizioni di fondo ai ragazzini più piccoli e questa attività la fanno in maniera assolutamente gratuita. In questo senso le dico, per carità non saranno tantissimi, abbiamo quasi un centinaio di ragazzi che hanno offerto il loro tempo proprio a favore dello studio degli altri. Poi per dire, non so, abbiamo sempre quelli che si adoperano, magari questo non può essere considerato in senso stretto volontariato, ma sempre in servizio agli altri, negli organi collegiali, voglio dire nella consulta degli studenti, che poi si attiva per tutta una serie di altre, come posso dire, iniziative di volontariato anche a livello regionale. Per quanto riguarda l'idea che forse non siamo attrattivi nei confronti degli studenti o dei ragazzi in genere, io temo che ci sia una paura anche di esporsi e quello del volontariato è un ambiente in presenza e i ragazzi oggi hanno un po' paura di buttarsi nelle relazioni, poi dopo sono bravissimi quando sono dentro, però serve questo primo approccio che non è sempre facile, insomma. Ha fatto bene a dirlo perché è là che io vorrei arrivare, grazie se volete dare il vostro aiuto, perché bisogna che cominciamo a capire cosa possiamo fare per attirarli, per farli diventare protagonisti anche nel mondo del volontariato. Io non posso, prof, vedere ogni volta la colletta alimentare solo gli alpini che fanno questa colletta, che raccolgono, oppure farmacia per i bambini, sempre le forze dell'ordine in pensione che fanno queste raccolte, perché forse dobbiamo toccare con mano anche qual è il disagio da parte di questi ragazzi e forse col mondo del volontariato ne salveremo anche qualcuno, perché io ho la fortuna anche di fare dei percorsi con la procura dei minori e posso dirle che quando arrivano questi ragazzi al mio banco alimentare sono meravigliosi, anzi viene fuori quella sensibilità. Ecco, questo riccio che si apre, prof, un po' alla volta, vedendo e capendo il disagio che ha questa famiglia e mi guardano per dirmi posso dare qualcosa in più perché sono in tanti, ma io vedo, sono loro che me lo chiedono, allora vuol dire riuscire a tirare fuori la sensibilità proprio col disagio di un'altra persona. Capite che poi se li grattiamo troviamo veramente del buono, come dice la prof, all'interno di questi ragazzi. Basta grattarli un po' di più, a mio avviso, andare nel loro profondo, perché sono come le castagne, hanno questo riccio con tutte le spine perché non si fidano più di noi. Questo è il grande problema, non si fidano. Sentiamo cosa ne pensa
Elena Mezzalira, sindaco o sindaca di Rosà, che viene dal mondo del volontariato, vero sindaco? Ecco, mi fa piacere averla ospite questa mattina. Ecco, come commenta quello che abbiamo detto e cosa vuole dire? Prego. No, intanto ringrazio per l'invito e sono felice anche di partecipare a questa puntata che parla di giovani, perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore, che ci sta particolarmente a cuore come amministrazione. Condivido molte cose che sono state già dette in precedenza. Bisogna cercare il modo giusto per coinvolgerli, perché anche l'altra sera ne discutevamo, manca un po' l'educazione civica, manca un po', devono amare la comunità in cui vivono e possono iniziare ad amarla entrando in contatto anche con alcune realtà di volontariato e coinvolgendo appunto anche i ragazzi più giovani. Noi abbiamo alcune associazioni che stanno iniziando a farlo, portando alcuni esempi, penso alla Proloco, che sta coinvolgendo alcuni ragazzi nelle iniziative che è solita fare per la promozione del territorio. Penso al pranzo degli anziani, che per noi è un appuntamento fisso, che facciamo ogni anno appunto per festeggiare le persone più sagge del nostro territorio, i nostri nonni, e in quell'occasione siamo riusciti a coinvolgere alcuni ragazzi del Volley Rosà, quindi che si sono messi a disposizione sia il giorno prima nel preparare, quindi l'allestire il pranzo, sia proprio nel servizio il giorno dopo. Si devono sentire anche protagonisti di questo, devono capire anche provando e mettendosi in gioco l'utilità e la bellezza che c'è nel farlo, perché poi noi sappiamo, chi fa volontariato sa che si riceve, oltre al dare, si riceve molto di più. Ed è attraverso anche questo percorso, per esempio, che io sono diventata amministratore, quindi la disaffezione per la politica si ha perché sappiamo che amministrare comporta delle responsabilità, comporta impegno, costanza, comporta sacrificare molto spesso lo spazio per gli affetti, per il proprio tempo libero, insomma, e vuol dire tanto. Però se una persona entra nel mondo del volontariato e inizia a voler bene al proprio territorio, alla propria comunità, molto probabilmente riesce anche a fare il passo successivo, a mettersi in gioco come amministratore, perché poi può divenire anche naturale. Noi stiamo anche, per esempio, stiamo provando a costituire una premialità, un riconoscimento, una benemerenza da dare ai più giovani, ai minori, che viene definito Alfiere di Rosà. Adesso l'altra sera abbiamo fatto la commissione, perché c'è un iter appunto da rispettare, la commissione e poi il Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento. Quest'anno all'interno della cerimonia delle borse di studio che premiano quindi il risultato, una meritocrazia che è data dal voto che i ragazzi hanno a scuola, quindi che poi è frutto anche di un percorso scolastico di un certo tipo. Vogliamo anche premiare chi invece si distingue per dei comportamenti meritevoli dal punto di vista sociale, e questi possono essere riscontrati all'interno delle mura domestiche, all'interno di contesti associativi, possono essere proposti da qualsiasi cittadino di Rosà. E soprattutto vogliamo che venga riconosciuto nella cerimonia delle borse di studio, perché vogliamo che sia un esempio per i propri pari, perché credo anche, come si è detto prima, che l'impegno che si ha verso i propri pari abbia un'importanza particolare, e soprattutto credo che il sostegno che viene dato dai pari è un sostegno molto più duraturo nel tempo. Sono d'accordo, Sindaca, sono d'accordo con quello che dice, però vorrei chiedere anche alla professoressa Mondin, avendo sentito le parole anche della Sindaca Elena Mezzalira, questi giovani ci sono, l'ha detto lei, prof, ne ho 100 che fanno volontariato gratis, un altro modo di fare volontariato, per aiutare quelli che sono più in difficoltà. Vuol dire che sono aperti ad aiutare, indipendentemente che sia il loro compagno di scuola o che sia il diversamente giovane. C'è questa, perché si fidano dell'ambiente, prof, si fidano di lei che ha la porta aperta, si fidano di questi compagni più deboli perché sa chi sono, non si fidano di noi, prof, perché non ci conoscono, non sanno chi siamo, chissà cosa c'è
dietro quella rossa, chissà cosa vuole dire, dove vuole andare a parare, perché sono così, sono sul chi va là, con queste spine che appena li tocchi pungono, ma se riesci poi a togliere quella spina trovi un mondo meraviglioso. Prego, professoressa. Beh, allora è vero quello che lei dice, che appunto chi non conoscono fanno fatica a dare fiducia a chi non conoscono. Questo non è sempre un dato negativo, è chiaro che perché purtroppo invece a volte danno fiducia a chi invece non se la merita. Quindi dobbiamo gli altri, cioè chi conosce per esempio, voglio dire, alcune realtà di volontariato, di utilizzo del tempo, perché la cosa più importante è proprio il tempo che noi possiamo avere come dono da dare agli altri. Ecco, viceversa, come si dice, se noi pensiamo di dare sempre cose, soltanto cose agli altri, non otteniamo l'effettivo risultato, insomma. Dobbiamo noi fare da tramite con i ragazzi, cioè noi che siamo noti agli studenti, fare da tramite ai ragazzi e come posso dire, avvicinarli a certe realtà. Diciamo che noi con tutta una serie di come si dice, progettazioni che mettiamo in atto sull'educazione civica, sulla relazione rispetto anche all'importanza della storia come valore da acquisire per fare memoria e migliorare il proprio futuro. Ecco, su questa cosa qui, se noi facciamo un ponte tra i ragazzi e chi loro non conoscono, ma potrebbero dar loro opportunità di crescita, di soddisfazione, di realizzazione, ecco che diventa importante. Professoressa, ci spieghi però, perché quando li abbiamo intervistati, alcuni naturalmente, che non posso parlare di tutti, ma o in generale alcuni ragazzi hanno detto che soprattutto nel doposcuola vorrebbero fare qualcosa di più manuale, più manualità, un doposcuola che li intrighi di più. Io sono stata in diversi istituti, prof, e ho fatto anche delle riprese, ma i laboratori sono diventati magazzini, non parlo di lei naturalmente, parlo in generale. E poi a un certo momento, a mio avviso, questo ragazzo deve anche staccare la spina della scuola, cioè la scuola non può fare sempre tutto, gli orti e la musica, devono riuscire a staccare la spina, trovare un altro ambiente. Ad esempio io penso con il mondo della fragilità, degli diversamente agili come li chiamo io, che non li conoscono, prof. Io ho chiesto al presidente giovanile della Consulta cosa sono i CEUD e mi ha risposto che sono residenze per anziani e anche con difficoltà. Lei capisce che io, ecco, a questo tavolo ho fatto fatica a capire cosa mi stava dicendo, ma come non puoi dire di non conoscere una realtà che veramente ci è vicina tutti i giorni, e forse capisco perché continuiamo a chiamarli mongoloidi, handicappati, diversamente agili, disabili, e non li chiamiamo per nome perché ci hanno diviso, come ci hanno diviso dal mondo dei diversamente giovani. Ecco, anche questo li abbiamo isolati. Ecco, forse farli diventare protagonisti anche con i centri estivi, toccare con mano. Ma perché il centro estivo deve essere a pagamento? L'ha detto lei che sono disposti a fare volontariato. No, sempre deve esserci un business. Io capisco, per carità, di pagare qualcosa, ma per me non funziona così. Noi siamo cresciuti con quelli più grandi che aiutavano i più piccoli, cosa giustissima che sta cercando di fare lei, facendo capire l'importanza di questo, che poi tra di loro parlano un'altra lingua, è inutile che ce la giochiamo. Prego, prof. Allora, lei ha toccato il tasto della disabilità, che è un tasto molto importante, io ci tengo particolarmente. Nella nostra scuola negli ultimi 2 anni, così lentamente hanno fatto ingresso un numero insomma cospicuo di studenti con disabilità, e questo è stato un recepire da parte della nostra scuola
una richiesta anche dalle altre scuole del territorio. Fino a qualche tempo fa andavano tutti i ragazzi disabili andavano solo nelle scuole professionali. Allora lei capisce che ci sono disabilità di vario tipo e natura. Una disabilità, per esempio, intellettiva grave, è chiaro che deve essere accompagnata quasi esclusivamente all'inclusione, cioè al fatto di stare con i coetanei, al fatto di interagire con i coetanei. Voglio dire, il programma nel caso specifico non ci interessa, giusto? Ci interessa piuttosto che lo studente disabile abbia una relazione con i suoi pari. Bene, ma noi non dobbiamo fare solo un ragionamento dello studente disabile che ha il beneficio, tra virgolette, di avere una relazione con i pari, ma dobbiamo fare il discorso a specchio. Quale beneficio hanno gli altri ragazzi, quelli che imparano, condividono, vedono e imparano il servizio verso coloro che sono stati meno fortunati? Ecco, io credo che il valore aggiunto sia proprio questo e mi auguro che nel futuro non ci siano più ragazzi che non sappiano che cos'è un CEOD, mi spiego, perché è fondamentale nella loro cultura generale che loro sappiano che cos'è, appunto, quali sono le strutture che ospitano i nostri studenti e il fatto che ci sia una relazione vera, reale tra i compagni di classe indipendentemente dalle loro potenzialità, insomma, ecco. Io penso che tutti quanti dobbiamo trovare una via di mezzo, trovarci a metà strada, ognuno deve fare la sua parte. Non è colpa della scuola, non è colpa dei ragazzi, c'è qualcun altro anche che si dovrebbe muovere per far conoscere queste realtà. Ecco, è una cosa importantissima perché sono delle persone meravigliose con una sensibilità incredibile. Noi abbiamo ricevuto il Leone d'Oro proprio in piazza San Marco dall'amministratore, li ho portati a visitare i musei civici, anche con altri studenti, con i diversamente giovani, eravamo in 200 e le posso garantire che è stata una gita fantastica. Nessuno era stanco, nessuno ha detto cose inopportune, tutti si aiutavano, è stata una cosa bellissima, tanto è vero che 2 professori dell'Epido Rocco che erano presenti hanno detto mai avrei immaginato di vedere queste situazioni. Ecco, forse essere assieme, avere proprio una realtà completamente diversa da quelle che loro sono abituati, ha fatto sì che siamo riusciti proprio a condividere questa gita meravigliosa su questi spazi dell'arte e della cultura incredibili che sono i musei civici, il teatro La Fenice. Perciò pensi per loro cosa questa gita cosa ha rappresentato e forse hanno conosciuto qualcosa di diverso. Cosa dice Sindaca? Come interpreta queste parole, questo bisogno di stare assieme anche tra diversamente, che si muovono in maniera diversa? Io non riesco a chiamarli disabili, Sindaco, proprio non ci riesco, li chiamano diversamente agili perché si muovono in maniera diversa. Prego. Allora, parliamo sempre di persone fondamentalmente, con magari delle capacità diverse, ma delle sensibilità anche maggiori rispetto ad altri. Io noto invece che se ne stanno facendo tanti passi verso l'inclusione sociale, sia a scuola, sia nel mondo associativo, dello sport in particolare. Abbiamo realtà che sono dei veri e propri gioielli. Noi qui abbiamo un'associazione che si occupa di baschi, che pratica il basking, che è uno sport inclusivo da tutti i punti di vista, perché è praticabile da maschi, femmine, normodotati o meno, e giocano tutti insieme nel rispetto appunto delle regole di questo gioco, quindi è altamente inclusivo. Poteva mandarci un video però, Sindaco, visto che fate queste cose, che noi non lo conosciamo, di quello è. Lei sorride, un bel video che vedevamo anche queste cose, a parte che c'è la privacy che rovina anche le cose più belle, chissà, mettono la privacy dove non serve, ad esempio. Abbiamo Raffaella da Paese, poi continuiamo Mezzalira, vai Raffaella. Buongiorno Mirella, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io sono mamma di 2 ragazzi, maschio e femmina, di età diversa, scuola elementare e scuola superiore, che stanno benissimo, e sono mamma anche di una ragazza adolescente speciale.
volevo intervenire un po' per portare, come dire, la mia realtà e vedere nei tuoi ospiti quali idee, quali possibilità ci possono essere. Allora, io credo che nel mondo della scuola, è vero, c'è una inclusione che quando si parla di ragazzi speciali viene vista solo e esclusivamente come socializzazione, ci si dimentica che loro hanno un nome e, come dice ben sempre, sono una persona, che possono avere delle capacità e delle possibilità, forse un po' meno, forse un po' diverse, ma sempre possibilità e capacità. Socializzazione e apprendimento devono essere strutturati, però che cosa succede? Spesso nelle scuole superiori questi ragazzi non tutti possono andare in tutte queste scuole superiori come normodotato, è vero, però nella scuola a volte ci si dimentica di questo, come ci si dimentica dei fratelli dei ragazzi speciali. La mia domanda è: quanti sanno dei tuoi ospiti se nella loro realtà ci sono dei ragazzi che stanno bene e che hanno fratelli speciali? Quanta sofferenza e quanta difficoltà vivono anche loro, perché spesso la scuola non lo sa, oppure lo sa il territorio, però non dà risposte. Io, la figlia che sta benissimo, ho avuto l'occasione di partecipare a un'iniziativa che ha fatto Mirella all'ippodromo come aiutante, come donare del tempo, ed è stato eccezionale perché le ha dato ancora una possibilità di dire: anche io sono una persona e sono una sorella di una ragazza speciale. Che ne pensa? Che ne pensano i tuoi ospiti? Grazie Mirella di tutto e grazie come sempre a Sveglia Veneti. Grazie Raffaella, allora finiamo con la sindaca Elena Mezzalira e poi passiamo alla professoressa Mondin, anche in merito alla risposta di dare alla nostra Raffaella, questa mamma che dice: ma com'è allora questa storia? Prego. Allora, stavo dicendo prima che adesso con l'incremento anche delle ore dedicate all'attività fisica, all'educazione fisica, allo sport a scuola, per esempio nelle elementari di Rosà verrà introdotta questa attività che è fortemente, l'attività del basking, che è fortemente inclusiva e quindi può essere un insegnamento importante per i ragazzi. Però noto che i ragazzi a scuola sono molto accoglienti nei confronti dei loro coetanei che hanno delle difficoltà. Quindi noto davvero questo. Prima mi riaggancio, mi viene naturale a quello che ha detto la signora che ha telefonato da casa. Raffaella? Sì, anche noi abbiamo, almeno io conosco alcuni casi di ragazzini e di fratelli che si prendono cura di loro. Abbiamo pensato anche a loro quando abbiamo istituito il premio, anche se capisco che determinate situazioni sono davvero personali e quindi intime, vanno anche un po' preservate, perché sono anche, insomma, sì, vanno rispettate. Però conosco l'esempio di una ragazzina bravissima, molto intelligente, a 10 anni, ha un fratello più grande che non riesce ad andare a scuola e so che lei cambia la PEG, fa delle cose che un bambino, se ci pensiamo, e lo fa con naturalezza e lo vive con naturalezza ed è, penso sia davvero brava, perché è una ragazzina anche poi davvero brava a scuola, che sa stare con gli altri, e penso la situazione a casa che vivono, insomma, che vive la famiglia. Vede sindaca, lei involontariamente ha detto una cosa importantissima. Ha detto quello che riesce a fare, lei ha chiamato una bambina, poi l'ha chiamata ragazzina, ma la potenzialità che hanno queste persone, perché prima di tutto sono persone con una potenzialità incredibile. Sentiamo la professoressa Mondin come commenta, prego. Bene, mi sento di così accogliere la richiesta anche così della mamma che dice: ma vi preoccupate anche dei fratelli? Beh, laddove si conosce la situazione sicuramente c'è un'attenzione particolare, dovrebbe esserci questa attenzione particolare, perché sono ragazzini che sono questi fratelli, intendo dire, che la vita li ha portati a diventare adulti rapidamente. L'esempio che faceva il sindaco è assolutamente
interessante ma soprattutto diffuso, molto più diffuso di quello che pensiamo. I ragazzi nel momento in cui c'è un bisogno immediatamente si attivano e tra l'altro c'è una grandissima, come posso dire, esperienza nel primo ciclo, cioè alle elementari piuttosto che alle medie i ragazzini sanno perfettamente e si attivano nei confronti dei compagni con disabilità. Dopodiché questa cosa un po', ha ragione la mamma di prima, si perde con la scuola superiore e invece quello che noi stiamo cercando anche come scuola è quello di mantenere questa attività, questa modalità di relazione attiva. I ragazzi disabili devono stare con i compagni in classe. Come diceva la mamma prima, non è detto che raggiungano gli obiettivi degli altri, ma voglio dire dove tutti quanti raggiungono gli stessi obiettivi. Ci interessa che invece possano sfruttare al massimo le loro potenzialità, sentirsi orgogliosi di quello che riescono a fare. Tutto questo in un ambito di collaborazione e cooperazione nella classe, insomma, ecco. Per cui io credo che i ragazzi, ancor più degli adulti, da questo punto di vista, essendo, come posso dire, puri, tra virgolette, riescono meglio ad essere efficaci con i loro pari, ecco. Allora, professoressa, andiamo a vedere anche proprio le foto storiche che lei ci ha mandato e la ringrazio, far capire l'importanza di questi istituti. Stiamo parlando di questa scuola meravigliosa, Riccati, ma non solo. Andiamo a vedere le immagini così le commentiamo con la prof. Perché queste immagini, prof? Per far capire cosa? La scuola, ecco, anche quando si entra in queste, ecco, guardatela, guardate che belle che sono queste foto. Prego, prof, come le commentiamo allora? Allora, qui noi siamo in questa settimana, in una settimana di celebrazioni, festeggiamenti, perché sabato 11 novembre ricorrono i 100 anni dall'inaugurazione dell'edificio del Riccati. Allora, l'istituto Riccati-Luzzatti, perché oggi è dato dall'unione di queste due realtà che erano una volta nel territorio, ha più di 150 anni. Abbiamo festeggiato 150 anni dell'istituto nel 2019. Quest'anno invece andiamo a ricordare l'edificio. L'edificio è un edificio storico, appunto, ha 100 anni. Si tratta di un edificio sorto proprio per far spazio a questo tipo di scuola. In Piazza Vittoria, al posto dell'attuale edificio del Riccati, esisteva una chiesa, che è la chiesa del Gesù, che prima era stata trasformata in caserma, la caserma Zambeccari, e poi appunto nei primi anni del secolo, diciamo, doveva essere cominciata prima della, diciamo, il 2013-2014, poi la guerra ha bloccato a causa dell'elevato numero di iscritti proprio a questo istituto tecnico che era quello del Riccati inizialmente. Cosa è successo? Hanno cercato una nuova location, adesso si dice così, e hanno abbattuto la chiesa del Gesù e costruito questo edificio. Questo edificio che vede ospitato inizialmente appunto l'istituto tecnico con indirizzo commerciale, ma c'era anche l'indirizzo di agronomia e di tecnologia. Non esisteva, dobbiamo pensare, fino al 1923 con la riforma Gentile non esistevano i licei scientifici, e noi invece avevamo una, come si dice, una sezione scientifica che, di cui noi abbiamo una marea di reperti, voglio dire, di tutta strumentazione dei laboratori. Ma non solo, l'Istituto Riccati ha un grandissimo archivio storico di documenti, come dicevo prima, proprio oggetti, ma anche di documenti cartacei, che pian piano, proprio con l'aiuto di studenti che hanno aderito a questo progetto di recupero del patrimonio archivistico dell'istituto, stanno recuperando questo patrimonio. E questo cosa consente? Consente agli studenti di fare un parallelismo tra la storia attuale e la storia del passato, e questo è importante. Poi io sono particolarmente affezionata a questa scuola perché questo è il terzo anno che sono qui come dirigente, ma ho insegnato qui per oltre 20 anni, quindi per me è proprio un'affezione anche di luoghi. Però abbiamo sentito anche una scuola evoluta,
C'era già lo scientifico all'interno, avete capito che già si volava alto in questo istituto, però quello che io le chiedo, ma la manualità, ecco questa manualità che è prevista, che si dovrebbe avere, eppure si fa fatica a trovare giovani che hanno manualità, così si dice, è vero o non è vero? Allora, nel nostro specifico indirizzo diciamo che non ci sono attività nel senso stretto manuali, i ragazzi vanno in laboratorio di fisica, di chimica piuttosto che di informatica o di lingue, quindi il senso proprio del costruire non lo abbiamo più, insomma. Nonostante vengano fatti comunque dei laboratori come si dice, ad adesione spontanea, volontaria da parte degli studenti, relativamente per esempio alla interrelazione tra la costruzione e la programmazione. Vengono fatti con i Lego praticamente, ci sono questi oggetti che vengono costruiti e poi programmati per fare determinati tipi di azioni, e questo vedo che ha una certa rispondenza, perché i ragazzi vengono volentieri e fanno. Diciamo che il nostro indirizzo specificatamente non ha attività manuali, insomma. Ma lei come vede questi giovani? Ecco, come li vede proprio nella manualità, indipendentemente anche da questo istituto che, come ha spiegato bene lei, non è proprio orientato su questo, però i giovani si vede da come si muovono, come maneggiano certi strumenti, prego. Allora, guardi, se le devo dire cosa penso. Penso che a 15 anni, 30 anni fa quasi tutti avevano smontato qualcosa. Oggi i nostri ragazzi fanno fatica a smontare e a rimontare. Loro hanno un approccio completamente diverso. Le faccio un esempio banale. Noi una volta, se dovevamo far funzionare qualcosa, cercavamo di leggere le istruzioni, di capire come funzionava, di entrare nel meccanismo logico. Loro vanno per tentativi e errori, cioè provano finché non trovano la strada. È una modalità differente, io non posso dire che sia più giusta o più sbagliata, è una modalità differente, è proprio un modo completamente diverso di approcciare alla realtà. Effettivamente molti di loro hanno qualche problema sulla manualità, ce l'hanno, è una realtà, voglio dire, anche dal farsi la pasta, per capirci, magari è più facile mettere una roba in microonde e scaldo, ecco, invece mettere sull'acqua, scolare la pasta, misurarla, eccetera, diventa un'attività più complicata, e parecchi di loro non hanno questo senso pratico, ecco, bisogna dire che manca un po'. Ecco, sì. ha fatto bene anche a spiegarlo, perché è molto importante capire il perché non lo sanno fare, forse qualcuno dovrebbe star loro più vicino, ma con la vita che facciamo, Sindaco, cosa dice lei? Lei che è in prima linea, prima ho sentito una telefonata, anche a me piacerebbe farmi il vestitino con le perline e ricamare, ma non ho più il tempo di farlo perché devo lavorare. Cosa dice, Sindaco? La realtà che lei vede tutti i giorni, che non è una realtà così positiva, tanto è vero che la povertà sta aumentando nel nostro territorio, stanno aumentando i banchi alimentari, e se non ci fosse il mondo del volontariato e dell'associazionismo, io non so la politica dove andrebbe a parare. Tante parole, però i fatti li fa il mondo del volontariato. Prego. Senza il mondo del volontariato non verrebbero svolte tante attività, e sappiamo quanto sia prezioso, e infatti non smettiamo mai di ringraziarlo. La cosa che volevo dire con riferimento alle famiglie, sicuramente oggi molto spesso entrambi i genitori lavorano, questo cambia le dinamiche familiari, hanno meno tempo da dedicare ai figli e sono più richiestive in termini di servizi. Quindi lo sforzo da parte nostra è anche di cercare di aprire le scuole in orari in cui solitamente non sono aperte, accogliere realtà associative che fanno parte della comunità e cercare di mettere a contatto i più giovani anche con queste realtà. Dal nostro punto di vista, da molti anni, nel periodo estivo, quindi in cui le attività scolastiche vengono sospese, impegniamo i ragazzi con un progetto che si chiama Rosact, o Ci sto a fare fatica, in molti altri comuni del territorio, che li impegna proprio nei piccoli lavori di cura del bene comune,
e quindi si parla di staccionate a cui viene dato l'impregnante, facciamo tinteggiare mura di recinzione o cancellate in modo anche da abbellire le strutture sportive, le palestre, le scuole che loro vivono durante l'anno e che frequentano durante l'anno per tante attività, e quindi in modo che poi possano anche riconoscere il lavoro che hanno fatto nel periodo estivo, e così grazie all'apporto degli esperti, degli handyman, quindi le persone anziane che sanno fare questi lavori, imparano a tenere un pennello, imparano a fare questi piccoli lavoretti che loro di sicuro non sono abituati a fare, e imparano anche a stare insieme, a lavorare in squadra, perché di solito sono gruppi di una decina di ragazzi, e vi è anche uno studente universitario solitamente che proprio li aiuta a stare insieme, quindi dà supporto al gruppo da questo punto di vista. È un progetto che ha una valenza sia civica che educativa in senso stretto, e che credo serva proprio a far capire ai ragazzi anche quanto siano importanti lavoretti di questo tipo. Sappiamo che le generazioni attualmente sono molto più tecnologiche, sono abituate ad usare PC, smartphone e tutti i vari applicativi, però abbiamo ancora bisogno di queste abilità, e anche ognuno nel proprio contesto familiare, nel senso non dover sempre chiamare il professionista di turno, e saper svolgere alcune attività può essere molto utile, e di solito i ragazzi si divertono anche molto a farlo, questo sì. E la cittadinanza anche apprezza molto, è molto contenta quando vede i ragazzi che si mettono in gioco da questo punto di vista. Tanto è vero, quando Infatti si fanno anche le raccolte differenziate o la pulizia degli ambienti, noi vediamo questi giovani con quanto impegno veramente fanno queste raccolte, ma per migliorare anche la qualità di vita di tutti noi, pulire l'ambiente, che è la cosa che ci tengono di più. Dove ritroviamo i giovani? Dove più vicino? L'ambiente e gli animali, perché si fidano di più, perché è quello che dicono loro. Siccome lei ha ricordato i diversamente giovani, Sindaco, io le prego di stare molto vicino alla nostra Bruna, lei sa di cosa sto parlando, che continua a messaggiarmi, è veramente depressa, dice che è strapiena di dolori. Ecco, la prego, visto che lei è più vicina, se può veramente cercare di capire cosa sta succedendo a questa donna, poveretta, che veramente questo terribile male l'ha colpita e sta lottando. Perché ieri parlavo con un prete, qua mi rivolgo anche alla professoressa Mondin, proprio sul fine vita. Ecco, se è giusto, se non è giusto staccare la spina, cosa si dice? Lui ha detto la Chiesa non è per il fine vita, è per la famiglia tradizionale, uomo, donna, Dio ha creato questo, Dio ha dato il dono della vita. Io però vorrei anche capire se questo dono me l'hai dato, è un dono mio, ma questo dono se poi diventa un castigo per le condizioni con il quale sopravvivo o vivo, non è più un dono ma diventa un castigo, e sono io che devo decidere quando finire questo castigo. Siamo su posizioni ognuno diverse, perché ognuno anche a casa pensa in maniera diversa, però è anche giusto parlarne. Ne parlate a scuola con i ragazzi di queste problematiche che ci sono, che invece loro, a mio avviso, proprio possiamo trattarli tranquillamente a armi pari, perché conoscono, ecco, ad esempio il diverso, si fa fatica a parlare di diversi tra di loro, viene accettato. Il professore che diventa donna si sentiva sicuro nella scuola, lui era andato vestito da donna dai suoi ragazzi, ecco, nella scuola lui si sentiva protetto, loro avrebbero capito, forse li giudichiamo in maniera sbagliata, prof, cosa dice? Allora, diciamo che questi tipi di tematiche sono sicuramente affrontate, bisogna pensare che noi come scuola abbiamo l'indirizzo economico-sociale e nell'ambito delle scienze umane ovviamente sono tutti argomenti che vengono trattati, vengono indirizzati. Ovviamente non viene dato un giudizio, è giusto così o è sbagliato così, ma quanto piuttosto vengono forniti strumenti di lettura della realtà e di costruzione di un proprio pensiero, e quindi in questo senso i ragazzi sono accompagnati a ragionare con la propria testa. Dopo lei mi chiede come affrontano i ragazzi le tematiche generali.
devo dire la verità, rispetto per esempio al cambio di genere, rispetto agli indirizzi sessuali, eccetera, i ragazzi sono molto poco interessati, nel senso non interessati nel senso che non gli interessa il tema in sé, ma non hanno pregiudizi nei confronti di eventuali compagni che possano intraprendere, che ne so, un percorso di cambio di genere, piuttosto che si trovino a manifestare una propensione per magari l'amore verso lo stesso genere. I ragazzi in questo senso sono abbastanza sì, non è un tema che secondo loro è particolarmente diciamo così preoccupante o da discutere. C'è una forma di accettazione, di rispetto reciproco piuttosto più elevato. Siamo noi adulti forse che abbiamo più una visione, un preconcetto che non ci aiuta. Ha fatto bene a spiegarlo e l'ha spiegato anche molto bene, prof. Allora parliamo di bullismo e di baby gang. Com'è la situazione? Perché io sono sicura che sono proprio degli episodi sporadici, isolati. Certo che i social li ingigantiscono molto, ma sono convinto che invece la maggior parte sono buoni esempi e bravi ragazzi. Com'è la situazione, prof? Allora io devo dire che nel complesso non abbiamo situazioni particolari nelle quali ci troviamo in difficoltà per il comportamento di alcuni allievi, anzi devo dire che tutto sommato il comportamento qui è piuttosto buono. Abbiamo, e questa è una cosa da sottolineare, purtroppo una presenza di studenti, soprattutto il primo anno, che così per la maggior parte, allora stiamo parlando di un gruppo di studenti del primo anno che capiamo sono stati tra virgolette spediti a fare questo tipo di scuola che magari loro non avevano scelto, e allora si manifesta una grossa insofferenza, quasi una difficoltà di gestione, in primis da parte della famiglia, che magari non ha voluto accettare una scelta diversa, magari quello che lei diceva tanto prima, una scelta più manuale, una scelta più pratica, e no, bisogna che tu faccia il tecnico, il liceo per forza, e questi ragazzi vivono questo, posso dire, obbligo, questa coercizzazione in maniera talmente negativa che allora sì hanno comportamenti, come posso dire, di rifiuto anche dell'ambiente scolastico, ma in primis, diciamo così, di questa imposizione familiare. Molto chiara, e la ringrazio di questo, perché c'è sempre un anello che è la famiglia, il primo anello. Ecco, si esce di casa per andare nella società, ecco, per fare comunità, non si esce dalla scuola, si esce di casa. Io mi ricordo sempre, prof, un ragazzo che mi ha detto: ma mai che mia mamma mi chiede hai passato una buona notte? Ecco, cosa farai oggi di bello? No, hai fatto il letto, hai messo le scarpe al suo posto. Ma possibile che tutte le mattine sta storia? Capisce che forse hanno bisogno magari di una carezza in più, ecco, di un abbraccio in più, perché sono bambini, li ho visti, li ho intervistati a Luna Park, anzi io vedo forse questa figura femminile molto più adulta rispetto a questo ragazzo che è ancora bambino, fa fatica a crescere, a responsabilizzarsi. Ecco, non a caso noi possiamo anche partorire a 10 anni e mezzo, non c'è niente da fare, così siamo, ecco, riusciamo, ecco, sì, sfortunata, però possiamo anche farlo, ma per loro diventa veramente un problema. Ieri è arrivata una ragazza al Banco Solidale, prof, giovane, con una bambina piccolissima, e mi ha detto: vorrei una borsa della spesa perché non ce la faccio, non l'ha riconosciuta e io adesso mi trovo in questa situazione, aiutatemi. Capisce che i problemi e l'ascolto è fondamentale, perché sono giovani, ecco, possono anche sbagliare, ma ci vuole un supporto, non possiamo lasciarli là.
oppure sempre condannarli perché hanno sbagliato. Ecco, loro hanno bisogno anche di trovare un po' di serenità. Ecco, chi è che non è caduto? Bisogna anche sapersi rialzare, però bisogna anche essere aiutati, e la scuola può fare molto anche col mondo del volontariato, prof, perché io non accetto che i ragazzi nel 2023, i studenti, la consulta non sappia cosa sono i pseudo. È un messaggio devastante che ho sentito, prof. Per questo le chiedo aiuto, e adesso parlerò nelle scuole, comincio a fare il giro delle scuole, spero che anche lei, ecco, per cercare di capire che abbiamo bisogno di giovani, il mondo del volontariato, già la burocrazia ci sta uccidendo, se non abbiamo loro che ci supportano, a chi dobbiamo rivolgerci? Dobbiamo capire come possiamo intrigarli, cosa possiamo offrire, loro cosa possono dare, se hanno voglia. Nessuno li tira per la giacca, almeno conoscerci, sì. Cosa dice, prof? Lei ha detto una cosa importante, se uno studente sbaglia, ma vale anche per gli adulti, no? Io non sono solo il mio comportamento sbagliato, ho la possibilità di far vedere che ho compreso il mio errore e non sono più la stessa persona. Le faccio un esempio semplicissimo, no? La scuola ha tutto un suo regolamento, una serie di regole, e qualora uno studente contravvenga queste regole può avere prima la nota, poi l'ammonizione del dirigente, eventualmente le sospensioni. Bene, tutti questi provvedimenti disciplinari sono finalizzati a aiutare il ragazzo, lo studente, a comprendere l'errore e a modificare il proprio atteggiamento. Ecco che allora in tutti questi provvedimenti si scrive: potrebbe questo incidere sul voto di comportamento. Sì, è vero, se tu non dimostri di aver compreso il tuo errore, di aver modificato il tuo atteggiamento, di aver fatto tesoro di questa, tra virgolette, sgridata che ti hanno dato gli adulti di fronte a un comportamento che non sei tu, è stato un tuo comportamento, che quindi si può migliorare. Guai se pensassimo che i ragazzi alla loro età non possono più cambiare, non possono più modificare il loro comportamento. Ecco che allora dobbiamo dargli, sì, stigmatizzare il comportamento negativo, sì, punire l'eventuale comportamento negativo, ma contestualmente dare loro la via di uscita per capire che cambiando comportamento loro miglioreranno la loro esistenza, insomma il loro modo di stare, il modo anche a livello sociale di stare, ecco. Molto chiaro, e la ringrazio. Allora ringrazio e salutiamo sia Elena Mezzalira, sindaco di Rosà, primo mandato Lega, che la professoressa Francesca Mondin, dirigente scolastico, Istituto Tecnico Statale Ricatti Luzzati, per essere stati con noi. Abbiamo aperto un po' gli occhi, un po' di più su questo mondo giovane che è, a mio avviso, meraviglioso. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Grazie a lei. Grazie. Benzina, mutui, affitto, come si fa oggi ad arrivare a fine mese? È un problema purtroppo, proprio specie noi siamo pensionati. E a cosa si rinuncia? Un po' a tutto. Anche la luce bisogna stare attenti, perché insomma si paga una bolletta esagerata, perché tutti quanti hanno il frigorifero e il freezer. Sono due cose che vanno giorno e notte, quelle lì. Certo è che ci sono persone in effetti che soffrono di questi prezzi, di questi rincari, magari cercano punti vendita dove possono risparmiare. Non è un bel momento se guardiamo bene in effetti, però che poi dopo c'è anche il rovescio della medaglia, perché se guardiamo anche nei weekend che cerchi un posto anche al ristorante sono tutti pieni. Se non prenoti non trovi posto da nessuna parte, e allora voglio dire, mamma mia, com'è qui la storia? Devi stare attenta, se no non arrivi neanche 15 giorni, no, fine mese. Specialmente qui i giovani adesso che ha famiglia, adesso noi abbiamo una certa età, cerchiamo di arrivarci, e quindi che hanno famiglia, bambini e senza lavoro. In più c'è da dover pagare l'affitto. E acqua, benzina e riscaldamento. Spesa. E a spesa sono intrigati proprio. Si rinuncia a muoversi meno intanto,
perché si cerca di risparmiare nel carburante e anche se vai fuori non spendi per la pizza, il ristorante, quelle robe lì. Quindi si rinuncia al superfluo? Sì. Il resto non si può, le bollette le devi pagare, non è che devi... Mi sono messo una stufa a legna per risparmiare il metano, però lo usi sempre comunque. E l'affitto quanto pesa sulle spalle dei cittadini oggi? Pesa abbastanza, in effetti siamo in affitto noi. Specialmente solo con una pensione, perché io sono senza lavoro. Quindi è complesso. Sì, è difficile. Sì, è proprio difficile, ma speriamo bene, dai. Allora, questo servizio che fa capire molte cose, la situazione veramente drammatica che sta vivendo anche il nostro paese, ma non solo. Ecco, questi stipendi in Italia che non crescono, queste pensioni, siamo gli unici in Europa ad avere questi stipendi bassi, queste pensioni da fame, e abbiamo questa popolazione di diversamente giovani che, come abbiamo sentito dalla Federconsumatori, molti di loro faranno fatica anche a riscaldarsi. Ne parleremo questa mattina e lo ringrazio di essere ritornato col dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Censi, istituti di ricerca socio-economica italiano. Saluto anche Massimo Albanese, qui c'è il contraddittorio, presidente comunità produttori dolciari. Buongiorno, buongiorno anche a lei Albanese, Buongiorno. grazie di essere qui. Buongiorno. Allora, dottor Toma, cosa ci racconta dopo aver sentito e visto questo servizio? Prego. Beh, è una situazione che si riscontra, diciamo, ormai da diverso tempo, nel senso da quando sono aumentati i prezzi soprattutto dell'energia, e questo ha prodotto tutta una serie di conseguenze anche sul livello dei beni alimentari, tutta una serie di cose che naturalmente hanno ridotto il potere d'acquisto delle famiglie e hanno esposto lungo una soglia di criticità un certo numero di famiglie, abbastanza. Nelle ultime settimane sono stati diffusi i dati sulla povertà assoluta e la povertà relativa in Italia, che abbiamo visto sono in netta crescita rispetto agli anni passati, anche rispetto a un anno critico come il 2020, che è stato l'anno della pandemia. Comunque questi ultimi 12, 15, 18 mesi con un incremento notevole dell'inflazione e dei prezzi, naturalmente questo ha provocato tutta una serie di condizioni veramente critiche per molte famiglie. Dottor Toma, ma non si parla anche, o si parla molto poco di speculazione, perché ce n'è parecchia di speculazione, perché si fa fatica a parlare? Eppure questa speculazione ha un nome e cognome, hanno dei nomi, sono anche pochi rispetto a quelli che stanno veramente sopravvivendo. Prego. Questo è un po' evidente, no? Il fatto, la velocità con cui sono aumentati i prezzi dell'energia, ma anche di altri prezzi, beni alimentari, beni importati, naturalmente c'è anche questo da considerare, non solo l'Italia è in questa condizione, quindi dobbiamo anche pensare a quello che succede in altri paesi dai quali noi importiamo altri beni, altri prodotti. E c'è questo, naturalmente, i prezzi aumentano velocemente e poi quando cambia un po' anche l'andamento dell'inflazione, come è successo in questi mesi, nelle ultime settimane si sono ridotti in qualche modo i tassi dell'inflazione, no? Quindi ci aspetteremo tutti quanti anche una riduzione parallela sui beni che noi acquistiamo. Ecco, questo in questo momento ancora non si percepisce, quindi quando ci sono dei periodi di alta inflazione come sono stati gli ultimi mesi, il problema è che poi è difficile, o comunque c'è veramente un lungo periodo. L'inflazione ha questa caratteristica, cresce velocemente ma si riduce molto lentamente. Questo naturalmente prolunga il periodo di criticità di cui dicevamo. Si può chiamare speculazione questa? Sì, per certi aspetti diventa anche un elemento speculativo. Per altri è anche dal punto di vista anche delle imprese, anche un atteggiamento di cautela rispetto a possibili incrementi o a condizioni che comunque non sono così facilmente prevedibili nel breve e nel medio periodo.
Allora sentiamo anche cosa ne pensa Massimo Albanese, presidente Comunità Produttori Dolciari. Ecco, questa meraviglia di artigiani che abbiamo ancora la fortuna di avere. Come state vivendo questa situazione? Perché non è facile, le materie prime aumentano, pochi soldi in tasca, però vi rilanciate. Ecco, questo è il bello, bisogna rilanciare, bisogna crederci, dare speranza. Prego Albanese. Voce. Sì, sia come sì. Professionisti. Pronto? Sì, adesso la sentiamo. Sì, allora ha detto bene, noi come tutti, sia come cittadini che come imprenditori, dobbiamo far fronte agli aumenti che ci sono stati sia per le materie prime che per i costi di gestione, parlando ovviamente dell'energia e non solo. Però non ci si può fermare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di trovare le strategie per poter garantire anche il posto di lavoro ai nostri dipendenti che ovviamente fanno affidamento su di noi per poter continuare ad avere il loro potere economico per proseguire nelle loro gestioni familiari. Che dire, ovviamente l'obiettivo è quello di riuscire a catturare l'interesse da parte del cliente offrendo un prodotto di qualità, offrendo qualcosa che non ci sia nel mercato, perché l'artigiano si distingue proprio per questo motivo. Non facciamo la guerra alla grande distribuzione, non abbiamo questo obiettivo, ma vogliamo ovviamente dimostrare che l'artigiano può dare un prodotto di qualità alternativo, magari avrà anche un costo superiore, quindi ce lo si può permettere qualche volta in meno rispetto al passato, ma la soddisfazione del cliente che ha quando mangia un prodotto artigianale ovviamente è diversa che non qualcosa che magari compra nella grande distribuzione. Quanto è difficile rimanere a galla Albanese? Perché voi ce la state veramente mettendo tutta, però mancanza di personale, sentiamo sempre di più, costo delle materie prime, non è facile neanche per voi. Prima abbiamo sentito una signora che ha detto ma ci sono tutti i ristoranti pieni. Beh, tutti vorrei vederlo, poi vorrei anche capire, forse far capire che siamo anche in tanti, si vedono quelli al ristorante ma non si vedono quelli a casa, come avete sentito dai nostri diversamente giovani che non ce la fanno arrivare neanche a metà mese. Si vede quello che si vede ma non si vede quello che è invisibile. Prego Albanese. Sì, è chiaro che non si riesce ad avere un quadro generale della situazione e dello stato di tutte le persone, ovviamente. Noi riusciamo a interpretare quello che è della nostra clientela. Io fortunatamente devo dire che ho una clientela che mi apprezza particolarmente i miei prodotti ed è costante nel venirmi a trovare. Ovviamente come per tutti magari la frequenza non sarà la stessa di un passato, cioè noi magari abbiamo avuto la fortuna di aumentare il bacino, quindi implementare il nostro incasso grazie a un aumento del bacino d'utenza, quindi con un aumento dei clienti, e possiamo dire che riusciamo a mantenere quello che sono i fatturati anche Andiamo degli anche anni le immagini di Albanesi intanto che ascoltiamo anche Sebastiano D'Abano e poi le commentiamo. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, a lei e ai suoi ospiti. Il suo programma non si deve più chiamare Sveglia Veneti, ma bisognerebbe chiamarlo Sveglia Italiani, perché mi sembra che gli italiani siamo addormentati. Quello che mi domando io, la materia prima aumenta. Ora io dico, l'assicurazione mia, vado per pagare l'assicurazione, mi aumenta di 80 euro, quella di mia moglie altri 70 euro. Ora io dico, l'assicurazione, visto che una non ha fatto incidente, dovrebbe diminuire. Ora io dico, allora che cosa gli è aumentato? La materia prima di che cosa loro gli è aumentato? Di nulla, aumentano, tutto aumentano, solo i stipendi sono alla fame. Ora io dico, prima o poi l'economia si fermerà, perché se la gente prende 1.600 euro al mese
hai le bollette, il mutuo da pagare, devi sopravvivere, l'economia si fermerà prima o poi. Quindi prima o poi tutta questa gente che si specula su si dovrà fermare. Lei pensa, una pizza da posto mi costa 10 euro, sono le vecchie 20.000 lire, che prima con 20.000 lire ti compravi 4 pizze, ora una pizza da posto ti costa 10 euro. E io non credo che io ho aumentato tutta questa cosa, tutta questa materia prima è aumentata tanta. Cioè, ci sono gente che purtroppo ci speculano. L'unica cosa che noi ci possiamo difendere è cercare di comprare il meno possibile e di risparmiare il più possibile, altrimenti non ce la faremo mai arrivare a fine mese. La ringrazio signora Mirella e mi scusi per lo sfogo. Buongiorno. Grazie a te Sebastiano. Allora, prima di andare da Albanese sentiamo come commenta il dottor Andrea Toma questa telefonata di Sebastiano. Prego. È evidente, ci sono tutta una serie non ci sono soltanto i beni che in qualche modo sono stati soggetti a un incremento dei prezzi, ma anche i servizi, per tutta una serie di cose. Allora, non possiamo escludere, ripeto, che ci siano dei fenomeni speculativi, tant'è che per esempio il governo aveva anche iniziato a ragionare su quelli che erano gli extra profitti delle banche, no? Perché in questo momento con tassi di interesse più alti c'è una forbice fra tassi passivi e tassi attivi che naturalmente va a vantaggio delle banche. Questo è stato uno degli aspetti che sono stati anche affrontati, poi alla fine è tutto un po' rientrato, perché comunque insomma non è facile, come dire, tassare le banche. Però è anche vero che comunque da un certo punto di vista, come diceva anche giustamente la persona in collegamento, come dire, c'è anche una difficoltà nel cercare di trasferire anche quegli incrementi da parte, diciamo, per mantenere il potere d'acquisto anche delle persone. I bassi salari, i bassi stipendi che l'Ocse ha certificato anche in questi ultimi giorni rispetto, diciamo, dell'Italia rispetto ad altri paesi, e stanno condizionando una domanda interna, i consumi interni, e che, come ha detto giustamente la persona prima collegata, la reazione necessaria è ridurre la quantità o ridurre la qualità, o addirittura entrambi. Nelle nostre indagini che abbiamo fatto di recente in questi mesi, per capire un po' com'era diciamo, il clima, il sentiment della popolazione italiana, della società italiana, abbiamo riscontrato proprio questo, cioè c'è questo atteggiamento appunto di riduzione sia delle quantità dei beni acquistati sia delle qualità. Dall'altra però ci sono anche degli aspetti, qualcuno parlava appunto di ristoranti pieni, no? Ma anche, diciamo, leggevo in questi giorni, per esempio, di un fenomeno opposto, no? Nel senso, per esempio, molti spettacoli musicali, culturali, eccetera, hanno dei prezzi che sono aumentati tantissimo, no? In America si parla di fun inflation, cioè di inflazione nel settore per esempio dell'entertainment, del divertimento, quindi concerti e cose del suo genere, o sport, avvenimenti sportivi. Per esempio ci sono c'è questa sorta anche di polarizzazione, nel senso che comunque qualcuno in una situazione di inflazione ha avuto anche un vantaggio, altri sono rimasti indietro. Quindi questa polarizzazione fra chi ha e chi ha meno sta crescendo. Sì, però dottor Toma, il problema è che il povero sta diventando sempre più povero, esatto, e sono molti, e il ricco sta diventando sempre più ricco e sono pochi. Esatto. È là questa forbice che non si riesce a capire, ecco, quale obiettivo vuole centrare, perché se non funziona qui cadiamo tutti a terra e non c'è niente da fare. Ci mancavano le guerre e poi abbiamo messo proprio la ciliegina sulla torta. Ma in questo modo di lavorare anche così difficile, Albanese, ecco, su questa Italia invece, che per quanto si può dire, ma come creatività nessuno può dire che non ci siamo. Ecco, quanto è difficile resistere e far capire forse al mondo della politica che prega
dall'alto di questi grandi stipendi, di queste grandi agevolazioni, si fa fatica a non sentire questo artigiano che veramente non ce la fa più. La pandemia, poi voi in particolare avete avuto dei momenti veramente terribili. Prego Albanese, vediamo anche le immagini per cortesia, prego. Sì, è chiaro che la difficoltà nel comunicare con chi ci gestisce la vita è evidente, insomma, il singolo cittadino non ha gran potere nel comunicare con chi poi ha deciso anche fondamentalmente di metterlo al posto di chi vorrebbe essere la guida, insomma. E, sicuramente non abbiamo questo gran potere, nonostante noi abbiamo anche un'associazione forte che porta avanti anche le nostre richieste, le nostre iniziative, perché Confartigianato sicuramente si fa carico delle nostre intenzioni ed è andata anche a parlare con il governo, con chi di dovere. Purtroppo non sono grandi segnali di apertura e grande disponibilità in quello che possono essere delle condizioni di gestione delle attività che ci consentano di avere magari anche delle possibilità di aumentare le risorse per i nostri dipendenti, perché ovviamente noi funzioniamo bene se tutto l'ingranaggio funziona a dovere, quindi ci deve essere il personale che ci aiuta a gestire l'attività, la produttività e la vendita quotidianamente e ci vuole anche il cliente che venga a consumare. Oltre a questo ci vuole anche un padrone di casa che non ci metta troppi balzelli da dover gestire, perché effettivamente nella quotidianità magari non si percepisce perché sono tanti e magari anche non così evidenti, ma alla fine dell'anno se si sommano tutti e il peso dei costi di gestione e delle tassazioni e quant'altro si fanno sentire. Quindi un piccolo artigiano ha anche la difficoltà di non avere il metro della situazione, il termometro della situazione quotidiana costantemente. Non ha alle spalle una struttura di gestione dell'azienda così forte da poter dire quotidianamente siamo inutile, siamo in perdita, dobbiamo per forza di cose un po' navigare a vista in certe situazioni. Senta Albanese, una cosa che vediamo, devo un po' correre perché il tempo vola, ma prima si parlava anche con la professoressa Mondin della manualità di questi ragazzi. La professoressa purtroppo diceva che hanno poca manualità, fanno fatica a mettere assieme, a disfare, a rifare, non hanno manualità. Com'è la situazione, lei che veramente ha bisogno di manualità, oppure il mondo dell'artigianato? Allora, diciamo che questa è una cosa vera in parte, nel senso che per fare il nostro lavoro ci vuole passione, ci vuole qualcuno che decida di mettersi in gioco con gli elementi. Noi lavoriamo con materie prime vive che ogni giorno ci danno delle soddisfazioni o anche qualche momento di amarezza quando c'è qualche errore, qualche difficoltà. Infatti il cioccolato è di varie forme, di varie dolcezze. Esatto, e i giovani sono variegati, nel senso che ci sono quelli che dimostrano di avere un grande interesse e da lì ne nasce anche la manualità, perché non dimentichiamoci che quando uno fa una cosa con passione mette tutte le energie in campo per poter arrivare a ottenere il risultato. Se non c'è questo aspetto, ovviamente il risultato, ma non solo nel nostro settore, in tutti i campi professionali, se non c'è un interesse, ovviamente l'apprendimento sarà mediocre, non sarà. Secondo lei Albanese la scuola dovrebbe fare più manualità, dovrebbe incentivare questa manualità?
Allora, diciamo che le scuole professionali che ci riguardano, quindi le scuole alberghiere e le scuole di pasticceria e panificazione, attuano dei percorsi di lavorazione diretta e quindi con esperienza sul campo, sia nelle scuole, quindi nei laboratori, sia presso le aziende che ospitano i ragazzi in tirocinio. Quindi lì c'è una scrematura che è proprio dettata dall'esperienza fatta dal ragazzo nel comprendere se è questo il mestiere che decide di voler fare in futuro o meno, e in questo percorso si percepisce come imprenditori anche la propensione a questo tipo di attività, e si capiscono le persone che hanno effettivamente una manualità buona o chi invece non è adeguato al nostro settore. Molto chiaro. Allora, dottor Toma, quello che però volevo anche capire, come mai questa politica non riesce a capire che bisogna pagare chi lavora, perché siamo in un paese che paghiamo chi non lavora e chi lavora viene pagato pochissimo. Anche qua abbiamo i politici più pagati d'Europa, tra virgolette, ma è giusto anche dirlo, i dirigenti con dei stipendi incredibili. Cosa ci dice, dottore? È possibile che non si riesca a capire il valore dell'operaio, dell'artigiano, della persona proprio che lavora? Certo, diciamo che negli ultimi 30 anni c'è stata quella che noi chiamiamo una sorta di svalutazione del lavoro. Il lavoro è diventato meno centrale nella vita dell'individuo, ma è diventato meno centrale anche per tutta una serie di altri aspetti. Non a caso è andato anche in parallelo con l'utilizzo di contratti sempre più flessibili, sempre più precari, e questo ha colpito soprattutto diciamo, le persone che erano in entrata nel mercato del lavoro, e quindi al momento appunto di cominciare a prendere, come dire, confidenza anche con un'organizzazione sociale molto più complessa rispetto a quella appunto che c'è in una scuola quando si fa, oppure in famiglia. E questo ha allontanato, comunque ha reso molte persone, soprattutto i giovani, un po' distaccati dal lavoro e da ciò che il lavoro rappresenta nella vita di un individuo, no? Si è sostituito con molti altri fattori anche identitari, e quindi da questo punto di vista naturalmente c'è stato anche una sorta, come dire, di vedere il lavoro soltanto in maniera funzionale a ottenere un reddito per poi fare altre cose. Non c'è più, si è persa in sostanza anche molto spesso quella passione di cui si diceva, o comunque si è ridotta, no? Quell'area dove c'era l'artigiano, no? che opera, che fa un'opera, che ha qualcosa di diverso che una semplice prestazione. All'interno di quell'opera c'era anche l'identità stessa dell'artigiano, cioè trasferiva quella che era la passione, la capacità, la voglia di fare un qualcosa di ben fatto, no? Ecco, da questo punto di vista effettivamente ci siamo un po' persi non so se è causa ed effetto, ma naturalmente contemporaneamente i salari sono rimasti fermi, gli stipendi sono rimasti fermi, i contratti collettivi vengono rinnovati sempre con ritardo, e questo porta a potere d'acquisto e porta una perdita di potere d'acquisto, e questo naturalmente, come dire, distacca dal risultato del lavoro. Ecco, le persone non vedono più un risultato tangibile nel proprio lavoro, lo vedono sempre un po' più deludente per tutta una serie di aspetti, e questo naturalmente può incidere anche sulla capacità di coinvolgimento delle persone all'interno di una struttura produttiva come può essere un'azienda artigianale, o anche all'interno di altre organizzazioni. Quindi questo è il dato, no? Negli ultimi anni il segnale che i redditi da lavoro si siano ridotti rispetto a quello che succede, diciamo, ai profitti anche delle aziende, perché questo è quello che ci dice anche l'Ocse, è il segnale appunto di questa
po' di questa svalutazione del lavoro che ha tutta una serie di conseguenze, sia sul piano individuale, che appunto con questa sorta di disincanto nei confronti del lavoro, sia dal punto di vista collettivo, che naturalmente questo rende, diciamo, anche quelle competenze meno, quelli posti di lavoro anche meno attrattivi, o comunque meno in grado di essere raccolti dalle persone anche come percorso di vita, progetto di vita, fare una carriera all'interno di una determinata azienda, eccetera. Dottor Toma, però lei dal suo osservatorio come vede questa nuova finanziaria, questo governo, ecco, che linea politica sta attuando? Perché lei è responsabile area economica, lavoro e territorio del Censis. Cosa vede, ecco, in questo governo, un governo nuovo, una donna premier, sembra che abbia le idee molto chiare, però le fragilità sono state le più colpite. Ecco, cosa dice? Ci sono tutta una serie di novità all'interno di questo governo che sono state perseguite. Mi rendo conto che ci sono anche dei margini di manovra molto, molto ridotti. Siamo in un momento della finanziaria, della legge di bilancio, e si capisce, insomma, che al di là dei segnali, anche, come dire, la ricerca di segnali positivi per trasmettere anche messaggi di fiducia alla popolazione, alla società, comunque ci sono tutta una serie di aspetti che in qualche modo sono condizionati da, appunto, come dicevo prima, da margini di manovra molto ristretti. Purtroppo noi abbiamo un debito pubblico molto alto e abbiamo anche un deficit ancora molto alto, e nei prossimi anni dovremmo rientrare anche, rispetto a quello che è successo negli anni precedenti, negli anni passati, in un regime di stabilità del patto di stabilità e crescita. Il nuovo patto di stabilità e crescita deve essere Toma, ancora... ma in questo momento si può sentir parlare di opere faraoniche, visto il paese in che condizioni è, anche come è strutturato? Basta vedere con le piogge, con le alluvioni cosa è successo. Ecco, parlare di opere faraoniche in un momento così terribile per il paese è una cosa giusta, perché poi parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro. Prego. Sì, diciamo di decine di miliardi di ecco, euro. Appunto, lo dice lei, io mi vergognavo a dirlo. No, è vero. Allora, siamo anche in una fase piuttosto ambigua da questo punto di vista. Ecco, forse da questo punto di vista, devo dire, il governo qualche segnale in più lo dovrebbe dare, perché abbiamo molte risorse a disposizione dopo il 2020 con il piano nazionale di resilienza e resistenza, ripresa, che però fatica a entrare a regime. Lì abbiamo più di 200 miliardi a disposizione, di cui alcuni sono dedicati anche a opere infrastrutturali di grande rilievo, tipo appunto il ponte sullo Stretto, eccetera, che naturalmente possono essere anche da volano per un'economia che gira intorno a un'opera di questo livello. Però abbiamo anche un problema grossissimo che abbiamo visto ancora in questi giorni fra Toscana e Emilia si è visto in maniera molto, molto chiara, cioè avremmo bisogno di evitare di pagare dopo i risultati, gli effetti di eventi così estremi come quelli che abbiamo visto di recente, e mettere mano, diciamo, a tutta un'opera di recupero del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico che noi abbiamo visto ci porta a delle conseguenze che non finiscono poi nel momento stesso in cui finisce l'evento calamitoso, ma ce le portiamo appresso per anni e con costi sempre crescenti e con condizionamenti anche dell'economia, della produzione, per esempio nell'agricoltura, che sono un grande problema. Abbiamo visto quello che è successo anche per quanto riguarda la Romagna e tutti gli effetti e le conseguenze si sono prodotte sui prodotti ortofrutticoli, no? Ma ne abbiamo patito le conseguenze anche in termini di prezzo in questi mesi. Ecco, quello che manca forse è questa chiara visione delle priorità da affrontare. Io penso che quello di mettere in sicurezza il territorio sia uno degli elementi fondamentali, perché noi sul territorio abbiamo
la maggior parte delle nostre risorse sono concentrate su quello, sulla capacità di, non solo dal punto di vista paesaggistico e quindi di avere a che fare con un ambiente particolare dal punto di vista culturale molto, molto ricco e molto attraente per quanto riguarda il turismo, ma soprattutto anche dal punto di vista produttivo, perché effettivamente se esponiamo intere parti del territorio a questi rischi, poi dal punto di vista economico diventano completamente improduttivi, quindi è naturale che, a mio avviso, questa è una delle priorità. Forse, diciamo, fra le grandi opere infrastrutturali e la messa in sicurezza di tutto il territorio, di buona parte del territorio nazionale, certo, ecco, una decisione la prenderei da questo punto di vista. Ha fatto bene a dirlo, anche perché io questa mattina ho lei come appunto responsabile di questa area economica, lavoro e territorio, perciò un addetto ai lavori. Forse, dottor Toma, noi vorremmo che parlassero più gli esperti, proprio gli addetti ai lavori, se una cosa si può fare o non si può fare. Non è sempre che il politico deve spiegare tutto, noi abbiamo bisogno di trasparenza, ma spiegate da persone veramente competenti e che sanno, e anche non politicamente di parte, oserei dire anch'io, perché veramente siamo stanchi. Noi vogliamo sapere la verità, sapere questi soldi se vengono spesi bene o se non vengono spesi bene, perché poi alla fine sono sempre anche i nostri soldi. Albanese, ecco, lei cosa chiederebbe, ad esempio in questo momento anche alquanto difficile, che però li rilanciate e dovrebbero veramente premiarvi con le iniziative che fate per far capire l'importanza dell'artigianato nel territorio? Prego. Diciamo che forse ci vorrebbe una lente di ingrandimento su tutto il settore artigianale, puntata, un occhio di bue se vogliamo parlare di illuminazione, perché forse non viene considerato abbastanza quello che è il lavoro e anche la risorsa che produce tutto il lavoro artigianale che c'è nel nostro paese. Non dimentichiamo che la maggior parte delle piccole imprese sono uno dei sostenitori del nostro Stato, del nostro Paese, e le piccole imprese funzionano se anche loro hanno la possibilità di far quadrare i conti. Noi ci impegniamo nel cercare di produrre al meglio, perché l'artigiano, come diceva il professor Toma, è vocato a fare proprio il prodotto di eccellenza e dimostrare la sua passione, la sua creatività, il voler presentare al pubblico qualcosa che sia unico, che sia legato proprio alla professionalità, alla manualità dell'imprenditore. E quindi secondo me ci vorrebbe un'attenzione maggiore anche alle esigenze dell'artigianato nel cercare di metterlo in condizione di poter lavorare con serenità, perché non si può negare che negli ultimi anni anche la burocrazia ci sta impegnando in maniera notevole, togliendo tempo e energie a quello che invece dovrebbe essere la nostra vocazione, quindi dedicarci maggiormente a quello che è proprio lo studio e l'evoluzione del nostro lavoro nel nostro settore, che ovviamente viene fatto lo stesso, ma negli orari che normalmente sarebbero dedicati al riposo, tant'è vero che insomma le nostre giornate non sono fatte di 8 ore di lavoro di sicuro. Allora Albanese, si avvicina il Natale, grandi dolci, ma il panettone farà sempre, ecco, l'importanza di questo dolce sarà il primo in assoluto. Gran tiramisù, si è parlato non so per quanti mesi, ma alla fine vincerà il panettone a dicembre, o sbaglio? Indubbiamente, con l'avvicinarsi delle feste natalizie i grandi lievitati sicuramente faranno da padroni, ed è anche una gran soddisfazione, perché io personalmente amo particolarmente questo tipo di lavorazione, perché è un elemento vivo. Il panettone è fatto con il lievito madre,
o lievito naturale, come vogliamo chiamarlo, è un po' come il seguire un figlio curandolo quotidianamente e dandogli sempre le giuste attenzioni per ottenere il risultato ottimale. E chiaramente si comincia al mattino presto per finire poi la sera tardi, quindi è una dedizione quella che abbiamo nei confronti di questo prodotto, ecco. E ha fatto bene a dirlo, anzi le ricordo, se per caso avanzate qualche panettone, che abbiamo anche noi un banco alimentare, io ho il coraggio di chiederlo perché devo dare a tante famiglie che non riusciranno neanche a fare la spesa, a dare il senso del Natale. Il senso del Natale è il panettone, non c'è niente da fare, perciò certo. Le chiedo veramente se per caso lei si ricordi della Mirella e del suo banco alimentare, dei veneti schiacciati dalla crisi. Allora, ha sentito, dottor Toma, cosa ha detto Albanese? Però c'è questa speranza, ecco, questa voglia di farcela, di superare questo momento. Ce la stanno veramente mettendo tutta, anche le associazioni di categoria dovrebbero supportare, come sta dicendo Albanese. Per fortuna che la Confartigianato ci supporta. Prego, dottor Toma. Sì, diceva giustamente signora Albanese che effettivamente, allora, diciamo, l'ossatura produttiva dell'Italia è la piccola impresa artigianale, che comunque si è evoluta in questi anni, ha investito in qualità, soprattutto in qualità dei prodotti, ed è questo uno degli aspetti che, come dire, ci tiene ancora in piedi per tutta una serie di elementi. Quindi diceva giustamente Albanese che effettivamente parte della giornata deve essere spesa per tutte questioni burocratiche, amministrative e cose del genere. Sappiamo che questo è uno degli aspetti dei costi più critici per un'impresa, perché distoglie dall'attività produttiva, distoglie dall'attività promozionale e non si vede quell'immediato ritorno di un'attività di questo genere. Quindi un altro aspetto, io parlavo prima della necessità di mettere mano al territorio, di ridurre al più presto il rischio idrogeologico o comunque il rischio che ha a che fare con il territorio. Ma l'altro grande aspetto che dobbiamo prendere in considerazione, su cui non c'è stata, fra virgolette, manutenzione, così come c'è stata manutenzione sul territorio, è quello della manutenzione della pubblica amministrazione, che è sempre un po' in ritardo rispetto alle esigenze sia dei cittadini sia delle imprese. Ecco, buona parte delle risorse del famoso piano del PNRR sono state destinate, sono destinate anche all'innovazione della pubblica amministrazione, perché riuscire a raggiungere risultati positivi da questo punto di vista significa ridurre i costi e i tempi appunto di tutte quelle attività che sono necessarie per tenere sull'impresa, per avere un riscontro dal punto di vista del mercato, ma naturalmente bisogna fare queste cose in maniera, ecco, con una logica anche lì quasi artigianale. Devo chiudere, dottor Toma, no? Devo chiudere, certo. Perché ma è stato molto chiaro, la ringrazio. Ecco, bisogna capire veramente le emergenze, quali sono nel nostro paese, e bisogna andare a supportare quelle. Grazie al dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Censis, collegato con noi da Roma. Grazie a Massimo Albanese, presidente comunità produttori dolciari. Grazie, la posta di Mirella.